subito con i graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza il dottor Giovanni Leoni, presidente Federazione CIMO, che spiegheremo, vero dottor Leoni, per chi non conosce l'importanza di questa federazione. Saluto anche Mattia Scomparin. Mattia Scomparin, che è una nuova vita, vero Mattia? Ce l'ha fatta Mattia, stiamo parlando di San Patrignano, vero Mattia? Sì. Mattia ha deciso di metterci la faccia e lo ringrazio per far capire l'importanza delle sue parole, del percorso che è riuscito a fare e di quello poi che racconterà anche Mirella. Perciò grazie anche a Mattia. Allora, cosa è successo? È successo che io ho cercato di fare da tramite a questo imprenditore che ha deciso di aiutare queste persone che dormivano sotto i portici a Treviso, perché ha sentito una persona che aveva detto: se questa è vita è meglio morire. Cosa è successo? Che mi è piovuto addosso il mondo, come se io avessi fatto chissà cosa, che avessi adoperato i soldi del 5 per 1000, che non ho fatto, solo fatto da tramite questo imprenditore che voleva rimanere anonimo per paura delle ripercussioni, che naturalmente sono arrivate. Fango da tutte le parti, sui social, perché siamo razzisti, una buona parte di noi è razzista, il diverso fa paura, lo vedi. Il problema che ha acceso il fuoco è stato che uno di questi ragazzi ha deciso di fare delle dichiarazioni assolutamente false, nel dire che io non gli ho dato da mangiare, che hanno patito quasi la fame, cosa non vera, perché ho tutti gli scontrini e testimoni dove sono andati a mangiare, cosa hanno mangiato, perciò hanno mangiato sempre. Era prevista la colazione o il pranzo o la cena, perché penso che sia più che sufficiente. Mi avevano chiesto tanto fumo, tante sigarette, alle quali ho detto di no, Mattia, perché ho detto io non posso mettere nell'elenco spese il fumo. E questo ha raccontato una storia che non è vera. E questa va a discapito anche di tutte le altre brave persone che invece cercano di integrarsi, cercano di dare il loro supporto, cercano lavoro o lavorano e dormono veramente per strada, e questo mi ha molto amareggiato, ma l'avevo messo in conto perché io sono esperta, sapevo che qualcosa veniva fuori. E soprattutto mi dispiace anche per la Chiesa, perché è stato scritto che ho detto che loro non fanno niente. Io non ho detto che loro non fanno niente, ho semplicemente detto che io durante la settimana, dove avevo dichiarato che facevo, che sono andata a prenderli, ho portati in albergo, avevo bisogno anche di un supporto, di un aiuto, che da soli non vai da nessuna parte, il trasporto, perché l'unico posto che ho trovato è Villa Fiorita Monastier, perché a Treviso non se ne parlava, perciò è l'unico posto che ho trovato per portare questi ragazzi. Ma sapete benissimo che dopo le 9 di sera non c'è una corriera, al mattino fino alle 6 non c'è una corriera, questi ragazzi iniziano a prendere il treno alle 6, perciò volevo smentire quello che ha detto questo bulletto, questo capetto, che cerca di fare il capetto, però che ne pago le conseguenze, Mattia, sono i ragazzi che lui ha attorno, che non parlano italiano, perciò lui gestisce, anche se dice che non è vero, e questo fa molto male anche a tutta la società. Ecco, mi scuso anche col presidente degli obbligatori Giovanni Cher, perché sembra quasi che lui non abbia dato da mangiare o mangiato male, perciò non è vero, ecco, volevo dirvelo perché voi sapete come funziona. Certo che essere ricattata da questo ragazzo, anche no, beh, conoscete Mirella, c'è problemi zero. E i leoni da tastiera per Mirella facciano quello che vogliono, a me proprio non me ne può fregare di meno. Allora Mattia, tu che hai provato cosa vuol dire cercare aiuto, cercare di essere aiutato, qui stiamo parlando di San Patrignano, ecco, e cosa ne pensi di questo ragazzo che sta danneggiando tanti altri ragazzi per aver visibilità, non so dove vuole arrivare? Ecco, come mai dopo 10 anni è ancora qua che grida, che urla? Mattia, cosa vuoi dire tu a questo ragazzo che invece di ringraziare perché ha fatto una settimana di vacanza, poi alla fine non è, però questo imprenditore ha detto almeno li laviamo, fanno una doccia, cioè, cosa vuoi dire? Allora, penso innanzitutto che siano persone, che questo sia un ragazzo che non ha minimamente voglia di cambiare vita, di permettere agli altri ragazzi nella sua stessa situazione di cambiare vita, ma invece sia un approfittatore. E parlo proprio per esperienza personale, perché la vita che ho fatto per 20 anni, la vita tossicodipendente che ho fatto per 20 anni è stata quella di un approfittatore.
e quando non ti va di cambiare adotti tutti gli escamotage possibili, le soluzioni possibili per raggirare le persone, per mantenere quello stato di comodità. È vero. In cui sei immerso. Senti Mattia, raccontiamo un po' la tua storia, perché io non finirò mai di ringraziare, come l'altro giorno, l'altra mattina, che ho avuto quell'imprenditore che purtroppo il vizio del bere lo aveva portato al baratro, e poi finalmente ha trovato questa associazione come tu, San Patrignano, l'ACAT, con la moglie, con i figli, è riuscito a superare e adesso è diventato un'altra persona. Però ci ha messo la faccia per dare l'esempio, come stai facendo tu questa mattina. Possiamo farcela, però bisogna avere supporto, da soli non si va da nessuna parte. Come è iniziata la tua storia, Mattia? È stata la famiglia, il giro di amicizie, cosa vuoi dire? Allora, premetto, io ho iniziato il mio percorso da tossicodipendente molto presto, a 14 anni, ho cominciato a usare le sostanze. Poi sono arrivato, te la racconto in breve, c'è stata tutta un'escalation passando dalle canne, alcol, canne, droghe sintetiche fino ad arrivare all'eroina e ho portato avanti la dipendenza dall'eroina fino a 34 anni. Ero stanco della vita che stavo facendo, ma non ero minimamente in grado di prendere una posizione con me stesso e cambiare. L'ha fatto la mia famiglia per me, in particolare mia sorella. Mia sorella... Più giovane o più vecchia? Più giovane, di 3 anni. Hai capito? Sì. Stanca delle sofferenze che gli ho fatto passare a tutte le persone che continuavano a starmi vicino, ha preso contatti con l'associazione Amici di San Patrignano, che vorrei anche ringraziare. Mamma mia. Vorrei fare un ringraziamento particolare all'associazione Amici di San Patrignano e alla presidente, la Betty. Elisabetta, che abbiamo avuto ospite diverse volte. Sì, esatto, perché la mia famiglia è stata quella che ha dato il via, che mi ha dato la possibilità di avere dei contatti con appunto la Betty e poi San Patrignano, ma l'associazione è stata quella che ha fatto da traghettatore dal mondo da cui venivo fino ad entrare a San Patrignano. E è stato un percorso che è durato più di 4 mesi. È stata dura, Mattia? Quello dell'associazione. Certo, è stata dura, Mattia, oppure, come ha detto quell'imprenditore, è partito quel click nel mio cervello che finché non partiva non riuscivo a capire che dovevo cambiare, è partito quel click che mi ha fatto capire che dovevo assolutamente cambiare vita se volevo avere la mia famiglia, ritornare con mia moglie, i miei figli e la mia attività. Allora, sì, il click, ad alcune persone scatta questo click perché sono stanche della vita che stanno facendo e quindi decidono di mettere in atto un meccanismo, di farsi aiutare per poter cambiare. Nel mio caso è stato un 50-50, nel senso che ero stanco della vita che facevo, però ero incapace a mettere in atto questo cambiamento. E quindi ho accettato, vedendo l'aiuto che mi veniva rivolto, la volontà delle persone a me vicine, ho deciso di arrendermi, diciamo, no? Perlomeno arrendermi. Anche quello è stato un po' un click, perché già magari non hai la capacità di mettere in atto dei meccanismi per cambiare, però già il fatto di dire mi arrendo, basta, questa vita non la voglio fare, datemi una mano, pensateci voi. Poi con il tempo, lavorando su me stesso, una volta entrato a San Patrignano, e lì ho cominciato invece a prendere coscienza di che persona... Quanto sei stato a San Patrignano? 38 mesi. 38 3 anni e 2 mesi. Sì. Allora, qui hai un medico vicino che è il dottor Giovanni Leoni. Voi siete assistiti da psicologi, da medici, da operatori molto competenti. Quanto è importante questa figura? Come voi vedete questa figura che sta cercando in tutte le maniere, quando vi incontra, di farvi capire la pericolosità delle sostanze? Cosa fanno nel vostro corpo queste sostanze? Allora, certamente sono delle figure molto importanti perché prima di tutto mi hanno permesso di capire meglio cosa stavo facendo, le conseguenze delle mie azioni, delle sostanze che usavo e che effetti avevano su di me.
Poi c'è da dire anche che è un lavoro che è stato portato avanti in sinergia con quegli operatori che sono stati a loro volta tossicodipendenti, che hanno messo in gioco, hanno messo in campo l'esperienza fatta, vissuta sulla propria pelle, quindi è un connubio. Molto importante. La conoscenza da parte dei medici, psicologi, che ormai che sono anche a San Patrignano, assieme agli operatori che hanno vissuto per primi sulla loro pelle cosa vuol dire la tossicodipendenza, hanno costruito una macchina, un meccanismo che funziona molto bene se impariamo ad accoglierlo, però, ad accettarlo. Ti ringrazio Mattia. Dottor Leoni, allora intanto la ringrazio di essere qui, spieghiamo cos'è questa federazione CIMO, lei è presidente, prego. Sì, rappresenta circa 1000 su 8.000 medici dipendenti nella regione Veneto, è una federazione di sindacati tra cui la CIMO, l'AMPO che rappresenta i primari, la FESMED che rappresenta ginecologi e chirurghi, poi ci sono i direttori di ospedale alla fine con l'AMDO e poi ci sono gli ortopedici. Siamo federati perché abbiamo così una voce singola che in una frammentazione di sigle durante le aree contrattuali è molto più utile. Ci chiediamo prima le idee tra di noi e poi le rappresentiamo. Cosa ne pensa di quello che sta spiegando anche Mattia Scomparin, l'importanza di avere persone preparate, di avere persone competenti? È quello quando si va all'ospedale o anche al pronto soccorso. Io non devo farmi il segno della croce sperando che mi vada tutto bene quando arrivo al pronto soccorso per paura di non avere il medico adatto, il medico competente. Cioè io devo sapere che quando mi reco là, tanto è vero che ormai le persone, c'è il pienone nei pronti soccorsi, che quando uno sta male è sicuro che là si potrà trovare competenza. Ma con la carenza adesso che abbiamo, almeno al momento, poi diranno che in futuro avremo tanti di quei medici che non sapremo dove metterli, però bisogna capire che medici e che medici. Com'è la situazione, dottor Cimo? Perché non è che siamo così felici, adesso ci sono le case di comunità che stanno partendo, cosa ne pensa? Prego. Allora, premetto che faccio il chirurgo generale, però ho fatto per 2 anni e mezzo il medico di pronto soccorso dopo la specialità. È caduto il microfono, aspetti dottore che glielo metto. Parli. E così diciamo ho trovato per quanto riguarda le dipendenze i casi estremi, cioè quelli che venivano che erano scompensati e dovevo comunque trattarli, quindi bisognava fare i trattamenti sanitari obbligatori e mentre diciamo l'ho fatto più di qualcuno con varie situazioni, più delle altre esperienze perché comunque tu li incontri in una maniera o nell'altra durante la tua attività medica. È chiaro che c'è un interesse commerciale importante alla base di tutto questo, cioè la gente noi pensiamo di ragionare, che tutti quanti ragionino come ragioniamo noi. Mi complimento con Mirella e con tutti quelli che esprimono solidarietà invece che approfittarsi delle persone, che non è così semplice. Avevo letto le notizie insomma, su internet di questi che dormivano alla fine in comune a Treviso, sono stati sgomberati, hanno trovato diciamo, una soluzione diversa e sono stato stupito dal fatto che dicevano, non ci hanno il pranzo, ci hanno solo la colazione. In un'operazione di questo genere, di diciamo, sistemazione della realtà cittadina, immaginare che uno lesini su queste cose è proprio ridicolo, quindi bene come situazione. La problematica più grossa è che queste persone probabilmente devono avere un'alternativa, cioè magari un lavoro o un qualcosa per mantenersi, per fare quello che facciamo tutti quanti noi, se vogliono farlo, cioè, se non vogliono hanno scelto qualche altro sistema perché magari ragionano in un'altra maniera e vogliono magari approfittarsi di altri, perché ci sono anche queste persone qua, non sono tantissime per fortuna, ma le troviamo e forse bisogna comportare, non so quanto siano recuperabili, però bisogna identificarli prima di tutto, ecco. Io sono dell'idea che tutto il male non viene per nuocere, perché se questo vaso di Pandora è stato scoperto, è stata questa goccia che io ho buttato che ha fatto traboccare il vaso e togliere il coperchio.
perché adesso arriva la bella stagione, trovavo assurdo vedere questi ragazzi, ecco, dormire appunto sotto questi portici davanti alla prefettura. Arrivano le persone, turisti, dicono ma che città è questa, guarda, una condizione di degrado. Però sapevo anche, lo avevo messo in conto, che non sarebbe andato tutto liscio per Mirella, perché lo so, Mattia, forse noi che siamo in prima linea in campo sappiamo che il percorso è più impervio che se liscio. Posso aggiungere una cosa, Mattia. tu prima hai parlato di razzismo e mi collego anche a quello che stava dicendo il dottore. Per aiutare questi ragazzi come sono stato aiutato io ci vuole anche una volontà limpida, sincera nel farlo, e una costanza anche nel portarlo avanti, nel portare avanti questa volontà, perché è molto difficile. Intanto bisognerebbe partire secondo me dal fatto di cercare di dare fiducia a chi si vuole aiutare, nonostante anche le delusioni che derivino dal comportamento di questi ragazzi, perché non è semplice, una persona non cambia in poco tempo, ci vuole del tempo per cambiare e tanta perseveranza. Sai Mattia, e lo dico anche al dottor Cimo, è come fate voi, nel senso che quando ci sono questi esami, queste prove, vi accorgete chi è in grado di operare, chi non è in grado di operare, se uno ha la mano, è portato, e noi dobbiamo fare la stessa cosa, vedere chi vuole integrarsi, scremare. Lo fai mettendo alla prova. Bravissimo. Se io non facevo questo, come facevo a capire? Sì. Tutti stavano zitti e questi hanno... Adesso sappiamo che c'è qualcuno invece che bisogna recuperarlo, se vuole essere recuperato in qualche altra maniera, ma non lo deve fare la Mirella. No, lo devono fare loro. Esatto. Loro si devono recuperare da soli. Noi gli possiamo dare, voi che operate, gli potete dare la possibilità di tirarsene fuori, di crearsi una realtà migliore. Questo è importante fare, però il lavoro lo devono fare loro, come l'ho dovuto fare io, come lo deve fare una persona che si trova in difficoltà, altrimenti riscatta sempre quel giochino di accomodamento per cui uno trova tutto pronto. Sì. A chi viene la voglia che se trova tutto pronto non va bene. Chi viene la voglia poi di sbattersi per... Ascolta, quanto è importante, Mattia, quello che ha detto il dottor Leoni, fare squadra? Tante persone, poi magari poche voci che parlano, competenti, però la squadra c'è. L'importanza della squadra, cosa ne pensi? Una squadra che lavora in piena sinergia soprattutto è importantissima, perché dove non arriva un individuo arriva l'altro. Io l'ho imparato a San Patrignano, pensavo di saperlo, perché avendo lavorato col lavoro che facevo prima, lavorando in gruppo, pensavo di essere in grado di gestire le situazioni, gestire le persone, collaborare. Invece ero molto individualista, non avevo ancora dato valore a questo aspetto. Ho capito quanto è importante avere un gruppo coeso che viaggia nella stessa direzione tramite il dialogo. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. Volevo dire a Mattia, caro Mattia, ti dà sbagliare nella vita, ma la vita è tua. Ti dà sbagliare, ti dà partire e ti adesso ti sei sulla buona strada. E sono convinto che il tuo esempio, il tuo coraggio di venire qua a spiegare la tua storia aiuta anche gli altri, che sei peso di te, che se io venire fuori, che se io fare una gran bella roba, perché senz'altro ti aiuti anche a quelli che sono indecisi, che tornare in Dio. È quello che spero. E dopo ti dico Mattia, mi auguro tanti amici, compagni di te, va bene. Con i genitori a mezzanotte un botto mi telefonava, ora che il figlio del quale era, e me il motorno, so cosa che vuol dire, per questo voglio dirti. Ma non ti gara vergognante, perché non ti gara niente a nessuno. Quello che ti ha fatto ti avrà pagato di persona e tutti potevano sbagliare. Però è bello, mio, da vederti, è la soddisfazione che sono convinto che ti viene fuori. Va bene, ancora meglio, perché fondamentalmente ti sei un bravo ragazzo e sei giusto a fiori come dici, dargli una mano, non solo che criticare. Sbagliamo tutti nella vita. Su una maniera, su altra, vede tante tentazioni per tutti. Non ti sei l'unico e sono contentissimo di vederti, perché vedo che ti sei sulla buona strada per farsi gli auguri e fare da esempio anche agli altri.
e anche al dottor per quello che fa. Ciao ragazzi e buona domenica a tutti. Grazie caro Rinaldo. Allora, dottor Leoni, si parlava prima delle case di comunità, visto appunto che si parlava di squadra, nelle case di comunità dovrebbe esserci una squadra di medici, di persone competenti, ma com'è la situazione dal suo osservatorio importante? Riusciremo? Perché se mancano medici negli ospedali, come facciamo a trovarli nelle case di comunità? Molti medici di base che io ho avuto non vogliono saperne di andare su queste case di comunità. Cosa succederà? Perché qualcuna ne sta già partendo, è già partita. Prego. Allora siamo andati a una riunione in Regione Veneto dove c'era l'assessore Gerosa, c'era anche il presidente Stefani e che salutiamo, e hanno aggiornato la situazione, noi rappresentanti insomma, medici, per quanto riguarda l'evoluzione delle case e comunità, che sono circa 100 diciamo, nel Veneto, e che a maggio entrano nella fase di completamento dal punto di vista strutturale, cioè vengono messi gli arredi. A maggio? Entro la fine di maggio. E altre 2 o 3 finiscono a giugno. Questo perché finisce la parte edilizia, c'è la parte poi strutturale che deve essere, e poi alcune, una trentina più o meno sono già operative in parte, e poi bisogna popolarle, esattamente. Allora, nell'indirizzo originario delle case di comunità, stiamo parlando ormai di 4 o 5 anni fa, per quanto riguarda tutto quanto, l'attività nelle case di comunità discende da una riduzione progressiva dell'attività negli ospedali. Cioè ci deve avere uno spostamento di attività da una parte e anche di personale, perché dovrebbe essere una situazione iso-risorse, che è un nome magico, questo, cioè, senza spendere robe di più. È un piccolissimo particolare, insomma, che sono note le carenze sia per quanto riguarda la medicina generale, sia per quanto riguarda anche la specialistica, diciamo, ambulatoriale per certe parti. Allora, ci sono vari sistemi di, diciamo, popolarli. Per non parlare degli infermieri, che quello è un altro capitolo a parte, più gli amministrativi, perché ci sono 7-8 infermieri, 4-5 amministrativi, poi ci sono anche le altre figure come fisioterapisti e altre cose, cioè tutto quanto un complesso che deve fare poi una serie di prestazioni, tra cui il punto prelievi, elettrocardiogrammi, Holter, coinvolgimento, riabilitazione, medicazione, ambulatorio infermieristico, c'è un sacco di situazioni per cui dovrebbero spostare, almeno per le cose più semplici, l'attività dal punto di vista ospedaliero a quello là, diciamo, della casa di comunità. Benissimo. Allora, come popolarli? Popolarli sono varie possibilità che sono state, diciamo, o spostare una parte di attività dell'orario dei medici in medicina generale all'interno, però qui nel Veneto sono tutti quanti oltre 1500 assistiti, alcuni altri, oppure fargli fare delle ore in più. In Lombardia vogliono fare ai privati, cioè medici privati che vanno a lavorare nelle case di comunità. Idem per quanto riguarda la problematica di specialisti che magari potrebbero essere geriatri, cardiologi, angiologi, quelle, diciamo, oculisti, quelle branche che sono un po' più, diciamo, in cima a quelli che sono i desideri, le problematiche di salute dei nostri cittadini. E farli quindi, dargli degli orari in più. Però tutto questo prevede un finanziamento e quindi bisogna capire probabilmente quanto è nelle possibilità della Regione di spendere, di dare altri soldi, altre risorse per quanto riguarda il funzionamento. Perché la parte, diciamo, adesso la parte edilizia è tutta quanta la parte, in gran parte, finanziata dal PNRR, che però finisce. E per avere i soldi dell'Europa devi dimostrare che tu le cose le hai fatte, e quelle sono state fatte o l'hanno fatte. Poi c'è la problematica sul personale, e lì apriamo un discorso che sarà il tema da maggio in poi per quanto riguarda il dialogo tra le rappresentanze di categoria e la Regione. Dottor Leoni, io ho avuto anche diversi chirurghi, anche eccellenze, e sono molto preoccupati perché mancano anche i chirurghi. Allora, io non so cosa sia successo, ma io cito Tina Anselmi, perché penso sia stata una di quelle persone competenti
che ha dato un contributo importante alla sanità, agli ospedali, e andavamo benissimo, non avevamo problemi. Poi all'improvviso qualcosa si è incrinato. Allora, eravamo tantissimi una volta e non c'era problema, avevi il medico di famiglia che usciva tutte le ore, anche di notte. Pronto soccorso andavi, ma proprio se dovevi in punto di morte, perché prima non serviva, e c'erano anche gli specialisti. Adesso c'è un patatrac. Allora, vai al pronto soccorso, il triage è strapieno ogni volta, devi avere proprio una fortuna per riuscire a entrare. Medici, io non so neanche come facciano, perché per curarli devono visitare, e una visita non è che può durare un secondo e capire cos'ha questa persona, codice bianco, codice verde, codice rosso. Ma il problema è capire ma cosa è successo. Allora, i medici, come tutti noi, quando nascono hanno una data di nascita, e quando iniziano a lavorare hanno una data di inizio lavoro e fine lavoro. Perciò si sapeva benissimo che sarebbero andati in pensione, si sapeva benissimo che nelle università c'era qualcosa che non andava, che bisognava cercare di rivedere, perché il mondo va avanti, cioè se una cosa non va più bene bisogna anche cambiarla, non è perché una cosa funzionava una volta che devi portarla avanti se non funziona più. E soprattutto questi stipendi bassissimi, questi ragazzi anche che si laureano anche come medici, ricercatori che vanno all'estero, poi giustamente cosa vivi con 1.500 euro? Io cito sempre quella mia amica, laureata in farmacia, che in Germania da 2.000 euro che prendeva qua, 2.500 mi sembra, 5.000 euro con alloggio. Allora, dottor Leoni, non le sembra che ci sia incrinato perché la politica, lo dico io, questo non lo dice lei, invece di mettere persone competenti, persone che sanno veramente lavorare in quella direzione come faceva Tina Anselmi, lei ascoltava le persone, quando andava a Roma portava i problemi, si confrontava anche in maniera molto forte con questi uomini anche che magari non riuscivano a capire, e poi quando tornava cercava di dare le risposte al territorio che le aveva chieste, che erano i suoi cittadini, e funzionava. Avevamo un ospedale, ma no eccellente, di più. Ma allora ci sarà pure qualcuno che ha sbagliato, perché sbagliamo solo noi? Cioè, chi è che non ha fatto i conti giusti, dottor Leoni? Per adesso trovarci in queste situazioni, vuoi curarti? Perfetto, vai dal privato, 200 euro, 150 euro, trovi subito tutto. Medico, specialista, non c'è problema. Allora c'è qualcosa che non torna, e io che non ho i soldi cosa faccio? Io che non posso pagare, dove vado? Cioè devo morire perché nessuno mi cura, perché come fanno a curare queste persone se non abbiamo più i numeri per curare? E io dico sempre, e il dottor Benazzi sorrideva quando io dicevo, a me non me ne può fregare di meno di avere il letto d'oro e l'ospedale perfetto, io voglio un bravo medico, degli infermieri che mi curino bravi, ma chi se ne frega di queste cattedrali dorate? Io voglio un dorato medico, chirurgo, infermiere. Ma poi voglio sentire anche cosa ne pensa Mattia. Ma cosa me ne frega dell'ospedale perfetto? Per carità, serve anche quello, non dico di no, ma serve di più medici competenti e bravi? Allora, negli stanziamenti delle spese per la sanità, che è una voce importantissima, oltre l'80% per quanto riguarda le spese regionali, dati delle regioni, ci sono le spese strutturali e poi ci sono le spese per il personale. Poi ci sono spese strutturali eccezionali e quelle là croniche, diciamo, i farmaci, diciamo, tutti quanti i sistemi di alimentazione di un sistema. Il personale è quello su cui si deve risparmiare, è un diktat, è un'imposizione. Il tetto di spesa è fermo da oltre 20 anni a livello nazionale e anche locale. E allora perché? Perché se tu aumenti il tetto del personale non puoi spendere i soldi per altre cose, va bene? Mentre tutto l'altro alimenta una filiera, imprese edili, imprese che producono macchinari, situazioni che hanno comunque una ricaduta sull'indotto. Il personale invece è spesa pura e quello deve essere contenuto. È un dato assoluto, capito? Se tieni troppo la corda però la situazione diventa critica. Allora, posto che
i medici spendono la laurea, hanno ognuno un suo indirizzo, un certo numero ne hanno laureati pochi, 10.000 per tanti anni rispetto a 70.000 che volevano fare domanda, adesso sono corsi ai ripari, aumentando a dismisura un'altra volta quelli che sono gli ingressi, così torna una pletora medica, i sogni proibiti, finalmente qualcuno per fame andrà a fare il medico di pronto soccorso, andrà a fare il chirurgo. Ormai la penso così, insomma, come situazione. E non ci vado tanto lontano, non ci vado lontano. Però la problematica è che ognuno, diciamo, ha una sua possibilità, mentalità, capacità fisica, anche una coscienza dei propri limiti, per cui uno sceglie di fare delle cose che mai sono più normali e non sono proprio quelle dei telefilm, no? Perché nei telefilm vengono sempre fuori, fanno emergency room, fanno scrubs, mettono quelli americani, insomma, mettono i chirurghi, no? Mettono i medici di pronto soccorso, perché sono più televisivi, sono più dinamici, attirano di più le persone. Alla fine la problematica è che però quel tipo di vita prevede una certa vocazione personale a una vita da turnista e di stress, che esiste. Esistono quelli che sono nei reparti speciali, quelli che non fanno i pompieri, quelli che fanno i poliziotti e i carabinieri, sono quelli che hanno in testa di fare il servizio al cittadino in una certa maniera, con tutti quanti i rischi, no? Perché chi è che lo fa fare nella vita, fare il pompiere? Cioè, un mestiere oggettivamente pericoloso proprio, per cui devi fare anche delle prove fisiche importanti per fare il pompiere semplicemente. E ti pagano quello che ti pagano, va bene? Allora perché ci sono delle vocazioni personali? Adesso c'è il problema degli abbandoni, perché c'è stata una quota parte di persone che sono state attirate, io non faccio parte di questo tipo di un certo tipo di vita. E ci sono qua a rappresentare queste problematiche perché sono preoccupato per me stesso e per tutti quanti i miei colleghi e io, a differenza di altri, ho deciso di esplicitare in maniera più concreta questo mio disagio. Ma perché devo fare questa vita qua? Perché sono in queste situazioni? Perché non riesco a riposarmi, non ho dei turni adeguati tra la reperibilità, la guardia, lo smonto? Perché ci sono dei colleghi che fanno una vita più normale della mia e io invece sono infilato con tutti quanti quelli che hanno scelto questa situazione, in questa situazione qui che mi dà disagio. Cioè un disagio che resta anche alla fine del turno di lavoro e però mi piaceva fare questo lavoro qua. Però la situazione adesso è troppo intensa, troppo complessa e i soldi sono sempre questi, perché uno fa questo tipo di vita, non fa libera professione, non lo fa in maniera residuale. I medici di pronto soccorso proprio no. Ma anche i chirurghi in generale, ben pochi lo fanno, tanti non hanno proprio né il tempo né le possibilità. E sto parlando proprio dei chirurghi generali e anche degli internisti, perché alla fine le problematiche, anche i geriatri o situazioni di questo genere, anche che non puoi ricoverare le persone, diciamo, normalmente, perché tutti questi reparti qui hanno reparti che ricoverano d'urgenza dal pronto soccorso, la medicina al top e poi anche le altre, soprattutto la chirurgia dalla parte. Quindi è un tipo di vita che ti concentra su una situazione in cui il tasso di casi in urgenza ed emergenza è o totale o nettamente superiore, quindi il tasso di stress è tutto in proporzione. Allora, per un po' di tempo ti può andare anche bene questa vita, perché ti piace, poi a un certo punto esci fuori logorato e quindi c'è un fenomeno che è tipico di questo periodo qua, di chirurghi o internisti anche di una certa età e esperienza, parlo di quarantenni, cinquantenni, 55enni, che non sono diventati primari, perché comunque di primario ne fanno 1 su 10-12 di equipe, quindi sanno che da questo momento alla fine della loro vita in pensione faranno questo tipo di attività e dicono è troppo, c'è una valvola di uscita, non me ne vogliono i medici generali che soffrono già dall'altra parte, però tanti di questi vanno a fare i medici in medicina generale. Perché? Perché i medici in medicina generale hanno un lavoro, almeno fino adesso, più o meno in elezione, cioè la notte dormono a casa loro, non hanno problemi di reperibilità, la domenica sono a posto,
cosa che stanno cambiando, situazione che sta cambiando anche per loro, che adesso è stata una trasformazione nel ruolo unico, perché c'era il problema di avere la gente che faceva la guardia medica, e i nuovi adesso cominciano a dire no, cioè io volevo fare il medico in medicina generale perché voglio un rapporto continuativo con un paziente, voglio i miei orari, voglio gestire le mie situazioni, e invece si trovano a un certo punto anche loro in una situazione che li vede coinvolti anche nelle urgenze. Io ho fatto anche la guardia medica ed è diverso insomma il rapporto che tu fai quando fai la guardia medica di notte o di domenica rispetto a quando tu lo puoi fare tutto ambulatorio normale. Cioè ognuno deve fare le cose secondo anche quello che si sente ed è in grado di sopportare. C'è chi sceglie di fare il neurochirurgo, c'è chi vuole fare il dermatologo, capite? Ci sono varie branche. Esatto. Ma questa è la situazione qua, sì. Però, dottor Leoni, io penso, poi vorrei sentire anche cosa ne pensa Mattia, che qualcuno non ha fatto i conti giusti, nel senso che i fondi del PNRR erano soprattutto destinati al terzo settore. Quando parli di terzo settore parli a 900 gradi, no a 360 gradi. Poi l'Europa non è che ti dice che devi fare le case di comunità. L'Europa ti dice io ti do questi soldi, cerca di spenderli su quello che secondo noi è giusto ed era il sociale. Poi qualcuno ha dirottato questi soldi. Ma servivano, allora la mia domanda è questa, Mattia, secondo te, quello che dico io, anche per rispondere poi al dottor Leoni, servivano questi soldi e servivano le case di comunità? Oppure servivano questi soldi per fare residenze per i diversamente giovani, visto che abbiamo una popolazione che sta diventando sempre più giovani? Servivano di fare le case per le persone come si faceva una volta, che facevano il GESCA, che si pagava in busta paga il GESCA, e facevano le case per le persone che non avevano la possibilità di avere dei redditi e pagare degli affitti alti. Servivano delle strutture per accogliere queste persone, non so, penso al problema della psichiatria, malati mentali. Noi avevamo ormai medici di medicina generale che avevano iniziato a fare squadra, tanto è vero che vai nei loro studi, non trovi più un medico, ne trovi 3-4, addirittura con strumenti, una volta dovevi andare al pronto soccorso, invece adesso hanno degli strumenti incredibili che possono fare al momento. Questi qua vai a dire no, adesso non va più bene questa roba qua, devi andare nella casa di comunità. Cioè c'è sempre qualcuno che decide di togliere quello che già funziona, invece di cercare di capire che deve mettere qualcosa che non funziona o che abbiamo bisogno. Tu come vedi questa situazione? Perché è stato chiarissimo il dottor Leoni, guardate che si è preoccupato il dottor Leoni, che è la voce di tanti medici, anche specialisti, guardate che non ne andiamo mica fuori, Prego. C'è stato un punto del suo discorso in cui diceva, in cui io ho compreso che i medici si devono adeguare a fare anche quello per cui non hanno studiato, no? Si devono adeguare a fare, cioè nel senso, non fraintendetemi, adeguare anche a fare altro, che esula da quello che hanno studiato magari. Beh, sicuramente la burocrazia non viene insegnata, diciamo, in facoltà. Studi materie mediche e poi ti trovi in una situazione che è un po' diversa, che normalmente impari, diciamo, in specialità, quando alla fine dalla teoria, dai libri, vedi poi come è il tuo lavoro nella pratica. Cominci a vederlo. Perché per fortuna siamo persone che studiamo, impariamo, ma poi con la pratica ampliamo le nostre conoscenze. E penso che sia un problema dovuto anche al fatto che aspettiamo che nascano i problemi per risolverli, anziché in un momento più o meno sereno, lo spiego in termini semplicistici, si adottino, si pensi già a un domani, vedendo, non so, quei piccoli cambiamenti della società che avvengono nella società o nei vari settori, come in questo caso la sanità, quei piccoli segnali di cambiamento e mettere in moto già una soluzione, una futura soluzione o predisporsi per delle soluzioni. Invece no. C'è una situazione di comodo, bene, si va avanti così, poi quando arriva un problema
ragioniamo su come risolverlo e da qui magari appunto sposti i soldi di qua, sposti i soldi di là, si adottano soluzioni che magari vanno in contrasto però con che le non decisioni. danno risposte? No, non danno mai sono risposte tutti disperati perché è continuamente a mettere un cerotto sul problema. Addirittura c'è Anziché andare ad adoperare il problema. C'è solo la struttura e dentro c'è il vuoto, ma da dove vai a trovare queste persone? I giovani mancano, ma non che mancano perché non hanno voglia, perché non li abbiamo. Tutto questo comprende da formare gli specialisti, da formare i medici, dai giovani appunto, dallo studio. Sentiamo Leone da Trebasele che cosa ci dice. Ciao Leone. Grazie, saluto i tuoi ospiti. Allora sei geniale come sempre, Mirella. Grazie. In questo paese ci preoccupiamo tanto di cambiare le cose che funzionano e farle non funzionare, più che fare funzionare tutto. Poi io penso che sia uno scandalo il fatto che la spesa sanitaria per il personale sia quella dove si può tagliare. Questo è uno scandalo. Non si bada a spese per fare degli ospedali grandiosi, scale in marmo e stupidaggini del genere, e poi si taglia sul personale e poi ti trovi che non hai personale per lavorare. Questo paese è pieno di questi scandali. Abbiamo il Palazzo del Quirinale che ci costa 4 volte quello che costa Buckingham Palace. Ma è mai possibile che nessuno dica niente, che tutto rimanga sempre così? Ciao Mirella, grazie. Ciao Leone caro, grazie, risponderemo subito dopo a Leone, però devo andare in pubblicità. Leone, rispondiamo anche al nostro Leone da Trebasele che veramente è il cittadino che poi mi ferma per strada, mi dice quello che pensa e dopo io riporto, e sono le parole che ha detto Leone. Ma perché hanno fatto ma chi gliel'ha chiesto di fare sta roba? Avevamo tanti piccoli ospedali che funzionavano, finché non hai le idee chiare, ecco qua Mattia, per il cambiamento. Cioè tu non puoi fare un cambiamento se non hai le carte in mano da giocare il cambiamento. Tu non puoi decidere di fare questo cambiamento se sai che non avrai i numeri. Però qual è il problema? Ve lo dice Mirella, è il business. Tanti soldi nelle tasche di pochi e del cittadino chi se ne frega. Vedremo cosa succederà. Ma se tu non mi curi, io cosa faccio? Io ho un banco solidale anche mercoledì e ho delle persone che mi dicono: Mirella, io non ce la faccio a curarmi. Non ce la faccio con la pensione che ho, sono tutti diversamente giovani, quasi tutti. E cosa, non mi curo più, sono senza denti. È una sofferenza la mia, perché dopo quando vedo tutti questi soldi buttati nel vero cemento, qui siamo il regno delle colate di cemento dappertutto, perché con la colata di cemento fai vedere subito la cattedrale, no? A te interessa far vedere, dentro non c'è niente, ma intanto faccio ma noi siamo pieni, come dice Leone, di cattedrali che non servono, di soldi pubblici buttati, di opere incompiute, nessuno, ospedali nuovi, perfetti, chiusi, nessuno. Cioè volete capire che sono soldi nostri, sono soldi pubblici, e questi politici, non tutti ma una buona parte, invece che li eleggiamo per il bene del paese, fanno i propri interessi, conforme quello che... Ma per noi, i servizi per noi, chi li deve fare Mattia? Li deve fare il privato? Ma se lo fa il privato devo pagare. Adesso stanno tentando di fare anche le RSA al privato, perché hai capito che c'è il business. Allora, visto che siamo presi così, andiamo, sì, ma chi paga? Chi è che ha la fortuna? O lo studentato di serie A, sì, ma chi va nello studentato di serie A? Come succederà? Allora, devo essere fortunato a nascere in una famiglia ricca, ad avere il supporto, oppure i soldi pubblici dovrebbero essere gestiti in maniera diversa? Mattia, cosa dici? Penso, ritornando al discorso che facevo prima, appunto, del cambiamento, sì, penso sia un sistema che è basato comunque su pubbliche relazioni, basato su finanziamenti, interessi economici, e quindi quando ci sono questi interessi vengono messi davanti prima gli interessi economici della salute del cittadino. Cioè, di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando?
tutti i discorsi che facciamo sono di contorno, ma il punto focale è quello. Ma le mie tasse io le pago per i servizi alla mia persona, al cittadino, alla comunità, non le pago per fare qualcos'altro che tu nel momento che gestisci il potere decidi di fare quello. Guardate, adesso vedremo, c'è un nuovo presidente, Alberto Stefani, che saluto e ringrazio, perché è stato il primo che ha deciso di partire col sociale. Io almeno ho sentito questo. Tanto è vero che quel giorno che l'avevo ospite qui a Sveglia Veneti c'era un ragazzo come te, Mattia, che gli ha anche detto, guardi che io l'avevo sentita in televisione, ho detto ma chi è questo che parla? Viene dalla Luna? Perché aveva sentito delle parole diverse, non il politico che parla, non il business che parla, ma la persona che vuole cercare di aiutare il sociale. Non so se ci riuscirà, perché tra il dire e il fare c'è diverso, però sentire una persona giovane che dice il sociale è il primo punto che dobbiamo iniziare, non so se lei ha avuto questa sensazione, dottor Leoni, però vedo che è un ragazzo che piace a tutti, dopo bisogna vedere se all'interno ci sono gli avvoltoi che lo lasceranno lavorare, ma l'inizio è buono perché ha capito l'importanza del sociale. Vai Giusy! Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Allora Mirella, ieri ho sentito una conoscente che mi dice che ha chiesto una visita dalla sua dottoressa di base fra 14 giorni. Ho detto per fortuna che non avrai coliche e robe così, perché da lei non puoi neanche andare se hai una colica, perché vai a pronto soccorso. Però aspettare 14 giorni per una visita, magari hai qualche problema che tu stai lì a pensare cosa sarà, cosa non sarà. Al pronto soccorso non puoi andare perché ti fanno aspettare e va ben così. E avranno anche tante persone da visitare, però fanno 3-4 ore al giorno. Una volta il mio medico di base, adesso è andato in pensione, e faceva dal mattino al pomeriggio, 2-3 ore al mattino, 2-3 ore al pomeriggio, e non capisco questa cosa qua. Sì che lei ha detto devo andare in private dal mio ex medico che è andato in pensione pagando, perché non posso aspettare 14 giorni, sarà anche un nulla, ma però il pensiero che non dormi la notte, che cosa sarà e cosa non sarà. Questo voglio dire, non capisco più queste cose qua. Una volta non era così. Vi ringrazio. Ciao Giusy, grazie. Prego, dottor Leoni. Allora, la medicina generale ha una segretaria oppure il medico stesso nel 50% dei casi che ci gestisce gli appuntamenti. Ha un toto numero di assistiti che normalmente sono sempre superiori di quello ottimale, e quindi mi raccontano, perché io non lo faccio diciamo in realtà, però mi raccontano che fanno una graduatoria di quelle che sono le priorità e su quello stabiliscono poi gli accessi negli ambulatori. Questo qua è un caso limite che 2 settimane mi sembrano effettivamente un po' troppe, poi bisogna vedere la problematica che aveva insomma la paziente. Su questo ci marciano tante altre situazioni per cui nascono anche gli ambulatori privati che a pagamento diciamo danno anche delle offerte per la medicina diciamo di base, che è una novità che viene fuori proprio dal Veneto tra virgolette, per cui forse per approfittare di queste situazioni qua. Però devo dire che loro naturalmente non fanno poi, è tutto quanto privato lì, non possono fare impegnative per il sistema sanitario nazionale con le esenzioni, con tutto quanto il resto, possono dare un supporto come la medicina privata, che comunque è in Italia diciamo al top per la spesa rispetto all'Europa. Noi spendiamo 42 miliardi all'anno, oltre i 138 del sistema sanitario nazionale di tasca nostra, per pagare la sanità, e siamo in cima a quello che viene speso rispetto alle altre popolazioni europee. Io ho avuto il professore Silvio Garattini proprio l'altro giorno, il quale ha detto anche chiaramente anche sul problema di farmaci. Basterebbe risparmiare anche su queste confezioni di farmaci, di farle più piccole, diverse. Ad esempio, se hai bisogno dell'antibiotico, lui raccontava
in altri stati europei ti danno la dose che ti serve, non ti danno la scatola, e in poco tempo lui ha detto si risparmierebbero 5 miliardi, ma ne ha fatto anche gli esempi. Allora qualcuno vuole ascoltare chi veramente ha la competenza per dire, cioè l'ha detto il professor Garattini, non so, non è che l'ha detto l'ultimo della classe, ma qui siamo fuori di ogni logica, dottor Leoni, perché se continuiamo a non capire per fare sempre business per qualcuno non ne andiamo fuori. Nadia, vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, volevo dire al dottore, non hanno solo le visite su appuntamento e tutto, ma dopo la burocrazia, le carte che devono preparare, come per esempio adesso hanno cambiato le visite di invalidità, la richiesta la devono fare i medici di base. Una volta si andava, il medico ti preparava il certificato e lo portavi al CAF. Adesso sono i medici di base che devono presentare la domanda. Allora è tutto lavoro in più questo che deve fare il medico di base e non cura i pazienti. Questo non so, deve lavorare anche di notte. Sono troppo oppressi, diciamo, di lavoro, sono oberati, perché va bene la segretaria ti prende appuntamento, però dopo è il medico che ti deve visitare, e sono queste prolunghe anche per questo, perché il medico non ce la fa. La burocrazia deve stare fuori, i certificati una volta si andava, lo faceva il medico e dopo la domanda veniva richiesta dal CAF. Adesso è cambiato tutto, e per fare una domanda di invalidità non ci vuole 10 minuti. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie cara Nadia, anche a te. Prego dottor Leoni. Si parlava del certificato introduttivo per la disabilità, fortemente voluto dal Ministro per quanto riguarda il passaggio dal cartaceo all'informatico. Effettivamente adesso è operativo. Ci sono delle procedure, diciamo, informatiche, fanno fatto dei corsi specifici per questo tipo di nuovo certificato, con anche il processo di scannerizzazione, cioè tu devi fare la copia di tutti i documenti che ha il paziente e poi devi inviarlo. Più o meno, se non hai tanti drammi, ci metti una mezz'oretta, diciamo, a fare tutto quanto, se non si incastra il sistema. Questo è, se non suona il telefono, che deve anche rispondere al telefono. Ma lo fanno, si chiama il back office, cioè lo fai quando c'è sono gli orari di apertura al pubblico, poi ci sono gli orari in cui fai tutte quante queste incombenze, e quello che mi racconta che il mio medico, perché anche io il mio medico personale tutto quanto, la roba che li stressa di più sono i mitici flussi, cioè trasmettere quelli sono i dati per quanto riguarda. E una cosa da dire è che sarebbe una possibilità, sarebbe quella di anche aumentare quella che è la durata delle impegnative, che è il massimo di 6 mesi, perché molte volte tu riesci a fare le impegnative per un anno, diciamo così, sistemi quello che sono le cronicità e ti taglieresti una parte per quello che è un lavoro, diciamo, di ufficio. Loro fanno anche un combattimento per avere delle ore in più di segreteria, perché soprattutto i giovani, cioè i più anziani, sono sconvolti dall'evoluzione del sistema, mi racconta. I più giovani vedo com'è la situazione, loro arrivano freschi di studi, sanno l'inglese, hanno fatto 6 anni di università, hanno poi fatto anche, sono provato a fare il corso in medicina generale, il triennale in medicina generale, e si trovano di fronte a un tempo da dedicare al paziente che è estremamente compresso rispetto a quello che vorrebbero fare. Perché chi sceglie di fare il medico in medicina generale ha un approccio differente da quello che è il medico ospedaliero, ovviamente. Quindi vuoi avere il tempo per il colloquio con il paziente, devi gestirti parecchie cose, magari di tipo medio difficile, normale, e un rapporto continuativo. È una scelta di vita. Basta che non ti complichino troppo l'esistenza. Però io vedo, dottor Leoni, sì, che questi medici di famiglia, veramente come fai? Allora uno entra, la ricetta è una cosa, ma se un medico di famiglia fa veramente bene il suo lavoro e visita questa persona,
Minimo 3/4 d'ora non ne vai fuori, e allora fuori sei tutti che sbuffano, mamma quanto sta. Allora se visita perché visita, se non visita perché non visita, poi suona il telefono perché si sente ed è poveretto risponde al telefono, poi deve fare la diagnosi, deve scrivere, deve ordinare, cioè noi siamo diventati intolleranti, vogliamo tutto subito, cioè se non è urgente. Come si parlava una volta, cioè siamo diventati grandi tutti, non è che andavamo al pronto soccorso ogni secondo. Adesso qualsiasi dolore si va al pronto soccorso. Ma perché? Perché non c'è più questa figura. È quella che manca. Io ho ricevuto tantissime telefonate, il dottor Leoni mi dice il mio medico di una volta di famiglia, il mio medico. Io sono convinta che i giovani invece sono preparatissimi, a mio avviso, e bravissimi. Il problema è che c'è un altro sistema di lavoro, è tutto cambiato, ma non siamo all'altezza di fare le cose perché non abbiamo neanche la banda larga. Io per delle volte, fa da ridere, mi collego con l'ULSS 2 tanto per la grande cittadella della salute e non riesco neanche a collegarmi col dottor Benazzi che impazziva perché al mattino quando si accendono tutti i computer, perché lo fai la prova la sera fa tutto bene, al mattino si accendono tutti il computer, ciao, la banda larga. Cioè questi ci voglio, che sono i politici che avevo eletto, che abbiamo trovato nei fogli, che hanno deciso qualcosa che non serve al paese. Noi abbiamo bisogno di servizi alle persone a 360 gradi, dottor Leoni. E i servizi alle persone vuol dire sanità, vuol dire anche diversamente giovane, trovare dei supporti. Abbiamo una solitudine che spaventa, qui un servizio di un'altra donna trovata morta in casa. Abbiamo i giovani che non hanno punti di riferimento. Io ho capito che servono i psicologi, per carità, ma servono anche a capire se questa persona è fuori di testa e trovare la struttura che lo accolga. Ma perché abbiamo fatto delle cose che non servono? A cosa servono? Avevamo tutti questi piccoli ospedali che funzionavano bene. No, non servono più. Bisogna concentrare. Io capisco che veramente delle volte è come la fusione e l'unione dei comuni. Però se qualcosa funziona lasciamola, si doveva togliere proprio tutto come hanno fatto e trovarci le case di comunità vuote. Adesso per carità il presidente Stefani ha detto che partiranno, è ottimista lui, però io i medici di base e il presidente Gorini, il già presidente Gorini che dice beato l'ottimismo, ma lo dice un medico di medicina generale che ha una competenza per dire questo. E allora cosa faremo? Perché anche lei la vedo molto... cioè non è che dica sì vedrete che partiranno. Io vedo il politico che è così ottimista, ma l'ha detto ai lavori, non è così ottimista come vedo il politico, vero Mattia? Anche tu hai questa sensazione. Il politico è sempre ottimista. Certo. Prego, dottor Leoni. Beh, il politico deve essere ottimista per forza, perché se no non ha alternative. Comunque il presidente Stefani ha stanziato 1 milione di euro per lo psicologo di base, storia di questi giorni qua, che è una figura diciamo che manca in realtà con accesso diretto. Sono pochi, sono tanti, è un inizio, perché il Veneto purtroppo è al secondo posto in Italia, su molte regioni, in spesa per quanto riguarda la psichiatria del territorio. Abbiamo tagliato un sacco da questo punto di vista qua. E il disagio giovanile è una realtà, non è che insomma, ce la raccontiamo qua. Quindi è un inizio, una presa d'atto da questo punto di vista là. Dall'altra parte, per dire le cose anche un po' ottimistiche, con i soldi del PNRR che sono a prestito, che li pagheremo con gli interessi, tra virgolette, hanno fatto anche un grande rinnovamento delle grandi macchine, cioè TAC, RNM, ecografi, diciamo, sale operatorie, cioè tutta quanta quella che è la tecnologia, quella ce l'hanno passata, diciamo, che è sicuramente utile perché queste tecnologie hanno una obsolescenza, un invecchiamento di 5 anni, quindi devi avere mammografi, tutte queste cose qua. Devi avere anche il personale che le adopera. Devi fare, sì, diciamo che si accorciano anche i tempi, perché migliorano anche i transistor, diciamo, i tempi, quindi puoi fare anche più esami, però c'è qualcuno che deve leggerli, d'accordo, e deve leggerli un medico, non l'intelligenza artificiale. Se non mi cade la linea, abbiamo Enzo da Verona, vai Enzo. Buongiorno signora, complimenti per la trasmissione. Grazie. Bravissima. E volevo dire questo, se il Veneto avesse l'autonomia, noi ci sarebbero problemi
sanità, in quanto il Meridione spende 4 volte in più quello che spende il Veneto. Per questo in sanità non funziona nel Veneto. Ha capito, signora? Poi abbiamo un sacco di extracomunitari qui in Veneto che nel Meridione non ce li hanno, oppure ce li hanno ma li tengono da parte. Ha capito, signora? È brava, complimenti per la trasmissione, signora. Grazie mille. Grazie. Guarda, io vorrei ancora capire cosa volevano fare con la, come dici tu, l'autonomia, perché non è arrivata, perché sembrava che fosse un passo, cioè adesso arriva, non è arrivata l'autonomia, non è stata richiesta forse nella maniera giusta, nel modo giusto, fatto sta che non ce l'abbiamo, inutile che ce la giriamo. Dottor Leoni, come commenta quello che dice? E serviva, secondo lei, questa autonomia avrebbe aiutato? Beh, se si intende in quello che è una maggiore disponibilità economica di certe regioni rispetto ad altre, sicuramente avrebbe aiutato. C'è il problema che della solidarietà generale per quanto riguarda anche quello che sono le aspettanze di vita e di salute anche al centro-sud. Poi, senza entrare nelle polemiche di come vengono spesi i soldi, perché ci sono delle regioni tipo la Calabria che è sempre commissariata da 20 anni praticamente. Posso chiedere una quindi cosa? non riesce a capire come diciamo, un sistema, perché dicono noi c'è un problema molte volte di situazioni logiche per cui alla fine abbiamo un sacco, parlo per me, di medici ma anche di infermieri che vengono dal sud a lavorare e a fare grande il nord, perché siamo pieni di persone che hanno trovato un tessuto, un humus diciamo più favorevole, avevano una mentalità di un certo tipo, l'hanno applicata, l'hanno sviluppata e hanno reso diciamo migliore anche la nostra diciamo sanità. Diciamo che la verità è che c'è Mattia che può aggiungere. Sì. Noi siamo andati nelle fabbriche, noi non abbiamo studiato. Noi non abbiamo i numeri come li hanno loro, vinti i concorsi, perché noi abbiamo fatto un percorso diverso con l'industria. Inutile che la giriamo, noi ce la mettiamo a dire, è il sud e sono tutti del sud. Ma scusa, se loro hanno studiato e hanno vinto e sono bravi, qual è il problema? Mattia? Beh, la cosa che volevo chiedere, per chiarezza che per me e per chi ci ascolta, l'indipendenza, il significato di aver raggiunto l'indipendenza. Cos'è l'indipendenza del Veneto? Perché prima si parlava di indipendenza e dopo di autonomia, non si arriva nell'indipendenza. Sì, chiedo scusa, di autonomia. L'autonomia è la possibilità di legiferare su tante materie, diciamo, tra cui molte situazioni che però sono sottoposte a normativa nazionale. Diciamo. Perché? Perché intacchi dopo delle situazioni che vengono fatte dalla Costituzione come responsabilità e anche per quanto mi riguarda i contratti nazionali. Diciamo. Allora, chi fa i contratti nazionali di categoria, io sono molto preoccupato di avere un contratto regionale, preferisco avere il contratto nazionale perché ho scoperto nel tempo, va bene, che chi fa i contratti nazionali hanno elementi migliori che si raccolgono, fanno un confronto e poi stirano le regole, no? Se tu lo sposti a livello regionale e volevano addirittura toglierla all'inizio del contratto per quanto riguarda i medici, la contrattazione regionale, e finisce a livello locale aziendale, l'azienda ha sempre una voce più importante di quello che è il rappresentante locale. Quindi tu alla fine cosa fai? Nella stragrande maggioranza dei casi a livello regionale e a livello aziendale combatti per l'applicazione del contratto collettivo nazionale contro delle situazioni che sarebbero più favorevoli sicuramente alle aziende per le ragioni di cui sopra, perché il principio è riuscire a fare lavorare almeno un po' gratis la gente. È così. Allora, io ieri ve lo racconto, ero con dei ragazzi che lavorano nei campi, dottor Leoni, lo dico anche a Mattia. E non so per quale motivo, a un certo momento loro avevano una bottiglietta di acqua in mano che gliel'avevo data perché avevano sete e dico, ma dove lavori? Quanta acqua consumi? Perché lavorano nei campi sulle viti. E questo mi dice, ma l'acqua me la devo portare, non me la danno mica, perciò la devo... Ma come non ti danno neanche l'acqua? No. Ma da mangiare te lo danno? No, nell'agricoltura non funziona così. Nell'edile funziona così. No, ma dottor Leoni, dopo, io lunedì avrò anche i sindacati, cioè. No, perché dopo dicono che io mi arrabbio. Ma questi non che dà neanche l'acqua?
Terribile. Ma guarda che è terribile sta storia. Mattia, aspetta perché abbiamo Luciano da Desenzano, se no cade la linea. Vai Luciano. Mirella, ciao. Ciao. Buongiorno agli ospiti. Buongiorno. Buongiorno. Niente, da ottantenne spiego io cos'è l'autonomia, spiego. Come diceva il signore prima, i 209 miliardi non sono tutti da restituire, no? Ma l'Italia manda 15 miliardi ogni anno in Europa. Fate sul conto, 24 anni, abbiamo mandato 350 miliardi e quelli che tornano ogni anno non sono capaci neanche di usarli tutti. L'autonomia vuol dire la Svizzera. Abbiamo qua 2 passi. Io non ho capito perché, scusa Mirella, perché non si va a prendere anche sulla giustizia, no? Il referendum, io ho votato sì, ma era una piccola cosa. Per cambiare la giustizia ci vuole un grande cambiamento. Niente, io ho 80 anni a ottobre, andavo per lavoro a Bari già nel 1970, no? Prendevi il vino, l'olio che costava neanche la metà di qua. Calabria hanno gli stessi soldi per curare le persone e purtroppo vengono su 1 milione al nord per curarsi. Il popolo svizzero è il popolo più felice della terra, no? Abbiamo quel figlio del cantante, che non dico il nome, che è scappato in Svizzera, vive in Svizzera perché dice i miei bambini qua possono uscire e tutto. L'autonomia vuol dire non è un disastro per l'Italia, perché? No? Perché dovevamo mandare il Veneto 15 miliardi a Roma e poi 55 miliardi alla Lombardia, che abbiamo qua milioni di pensionati e di operai al nord che prendono il 70% dei pensionati meno di 1.000 euro, no? Dovremmo strade da fare, tante cose. Vi saluto, auguri a tutti, buongiorno. Grazie caro Luciano, anche Luciano ha fatto le proprie riflessioni. Volevi terminare, Mattia? Allora, prima hai detto che appunto non ti vengono date nemmeno il cibo, l'acqua. Sì, è un sistema sbagliato, avendo lavorato anche in cantiere, comunque nel mondo operaio, certi diritti o beni essenziali devono essere garantiti. Chiaramente si parla anche di controllo, di controllare il sistema, questo che non viene fatto, però ci lamentiamo quando viene controllato anche. Perché è un cane che si mozzica la coda. Ma scusa Mattia, ma come posso io accettare che questo ragazzo che lavora dalle 8 del mattino fino alle 5 del pomeriggio non abbia neppure l'acqua? Perché l'ha detto proprio, cioè capisci quando uno bleffa, poi Mirella, se uno bleffa o se uno mi dice la verità. Cioè questo deve selezionarsi l'acqua perché gli deve bastare tutto il giorno, perché cioè l'acqua. Mattia, stiamo parlando dell'acqua a un ragazzo di 20 anni. Sì, certo. Cioè, che lavora sui campi sotto il sole. Ma siamo tutti fuori. E magari anche, guarda, io a San Patrignano lavoravo. Perciò sai che è vero? Cioè, confermi che è vera questa storia? Sì. Basta, fermati Mattia. Che avevi detto che c'è Giulia da Venezia, vai Giulia. Mirella cara, ciao. Buongiorno a tutti, anche ai tuoi cari ospiti che hai là. Allora Mirella, visto che mi hai sentito fino adesso? Sì. Visto che stai parlando anche di questi poveretti che non hanno neanche l'acqua, allora io ti racconto, stavo andando con mia figlia, doveva portarmi a farmi qualcosa e era sotto mezzogiorno e c'erano quei poveretti lì che servono per i campi, perché li chiamo poveretti, mangiavano dietro, stavamo andando su da un ponticello e loro erano lì, di là, dietro un fosso,
che stavano mangiando. Allora Mirella, di cosa stiamo parlando? Questi ragazzi qua che vengono per lavorare, lavorano e mangiano dietro i fossi, Mirella, e poi li critichiamo. E poi Mirella, volevo dirti un'altra cosa. Allora sono andata a farti il 5 per 1000, poi ti avevo detto che avrei passato parola con altre persone. Il marito di mia figlia e il nipote che lavorano assieme, hanno un'attività, te l'hanno fatto subito anche loro, perché sono andata là, ritornavo indietro dai sindacati, ecco che mia figlia mi viene in mente dove stavo andando. E avevo il bigliettino tuo, perché me lo porto sempre dietro per paura che non, invece mi dicono è scritto. E se l'hanno tirato giù e ti hanno fatto il 5 per 1000. Perché Mirella, speriamo te li diano presto quei soldi, che non li mettano in conto come hanno fatto l'anno scorso, che prima fanno il lotto, adesso che sono a secco, che non c'è più niente, e tu li aspetti Mirella, perché tu fai Mirella, vedo i tuoi assegni e io ti applaudo qui a casa quando fai l'assegno, perché io Mirella mi metto nei panni di quelle persone, perché neanch'io sono messa bene, arrivo a fine del mese contando e a volte lasciare stare qualcosa, però io mi sento contenta quando vedo quello che fai Mirella. Tu meriti Mirella un monumento. Sì, sì, vaglielo dire a Giulia cara. Te li mando anche adesso e un forte abbraccio. Grazie Giulia cara, guarda, mi commuovi Giulia, ti ringrazio veramente di cuore, io cerco di fare il mio meglio, anche se a volte sono presa di mira, ma lo metto nel conto, se no non sarebbe neanche normale se andasse tutto liscio, non mi divertirei neanche poi a superare certi paletti, almeno così mi stimolano, perché vedi Giulia, il problema è il confronto, quando io faccio il confronto e quando lo faccio come lo so fare io, dopo tanti anni di dolore e di pugnalate alle spalle, sai cosa ti dico dall'altra parte? Che sono arrogante, prepotente, cosa voglio, chi credo di essere, siccome non hanno altre, ecco, hai capito, però il confronto è dura, perché vedi Giulia, quello che dici tu, il problema è cosa vuoi fare, vuoi aiutare, vuoi stare a guardare, vuoi stare zitta, mi non vo a combattere, invece mi vo a combattere e cerco di mettere questa famosa goccia, ma grazie anche a voi e a questo 5 per 1000 che veramente Giulia mi hai aperto il cuore per quello che hai detto, grazie. Dottor Leoni, siamo in chiusura, come chiude, cosa vuole dire, che messaggio invece, diciamo un messaggio ottimista dai dottor Leoni, perché già Mirella se ne vale delle lacrime, anche dopo ha trasmesso meglio che sentire un po' di ottimismo. Viviamo una fase di trasformazione, si parlava della demografia all'inizio, no? Il fatto che ci servono più giovani anche a livello nazionale. Io spero che ci siano delle politiche per quanto riguarda favorire quelli che sono i contratti a tempo indeterminato, dare ai ragazzi, anche ai ragazzi veneti, perché diciamo gli stranieri vengono da noi, trovano un nuovo lavoro e si riproducono anche in maniera importante. Noi abbiamo una grossa carenza per quanto riguarda i veneti, quindi dobbiamo dare più contratti, più possibilità a tempo indeterminato, dare stabilità a tempo indeterminato, stabilità alle famiglie, in maniera da poter essere abbastanza sereni per fare anche dei figli anche qui in Veneto. Grazie, veramente grazie al dottor Giovanni Leoni di essere stato con noi, presidente di questa federazione importante che è il CIMO, che l'ha spiegato, una grande squadra. Grazie, grazie, spero invece che Mattia Scomparin si fermi ancora un pochino, perché sentiamo i giovani parlare, siccome li ascoltiamo poco, li vediamo meno, quando li ho cerco di farli parlare il più possibile, se non devi scappare, se non devi andare via, mi farebbe piacere, anche perché abbiamo un personaggio numero 1 che è Giuliano Varnier, presidente ANPI. Allora grazie dottor Leoni, grazie, speriamo bene, pubblicità. Che passeranno, mi diranno che
città dilaniata nelle carni dei suoi figli, colpita nei suoi edifici e nelle sue piazze, eppure capace di reagire quando il popolo, tra le rovine, combatté al fianco dei partigiani in un unico slancio di fede e di libertà. È in queste parole che ritroviamo il senso più profondo della Resistenza e proprio per questo ribadisco con forza che Treviso è stata, è e sarà sempre antifascista. Viva Treviso, viva il Veneto, viva l'Italia libera! Treviso celebra l'anniversario della liberazione dell'Italia dal nazifascismo in una giornata densa di significati richiamati sia dal sindaco Mario Conte che dal presidente di ANPI Treviso, Giuliano Varnier. Preceduti dalla lettura della motivazione della medaglia d'oro al valor militare concessa alla città di Treviso, a cura del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi, gli interventi hanno toccato la storia nazionale con il ricordo di figure come Tina Anselmi, staffetta partigiana Gabriella e la partigiana Marisca, Leda Azzalini, oggi centenaria, ma anche Giacomo Matteotti, Nelson Mandela e Martin Luther King, tutti esempi di rettitudine morale, impegno civile e portatori di valori universali. Varnier in particolare ne ha avute per tutti, Gazza compresa. Di fronte alle autorità politiche, civili e militari ha richiamato la Costituzione e i suoi valori. Attuarlo soprattutto resta ancora un punto su cui lavorare. Dobbiamo capire che la Resistenza non è solo celebrazione di ciò che è stato, ma è far capire a tutti che quello che ha dato la Resistenza, il dettato della Costituzione, molte di quelle cose sono inattuate. Pensiamo alla sanità, pensiamo alla scuola, pensiamo al lavoro. Il sindaco ha puntato il dito invece anche sul linguaggio, aspetto sul quale vigilare perché ogni totalitarismo è iniziato lasciando che quelle parole facessero disastri. Hanno avuto parole d'ordine, formule, slogan capaci di svuotare le coscienze e comprimere il pensiero. Hanno coltivato l'intolleranza, hanno disumanizzato, preteso l'uniformità, l'obbedienza e il silenzio. La libertà conquistata con la Resistenza ci affida il compito di vigilare sul linguaggio pubblico, difendere il valore delle parole, restituire la dignità del confronto. Il sindaco Conte che ieri mi ha scritto un messaggio di congratulazioni per come sto cercando di gestire questa storia di queste persone che dormivano e dormono ancora in questi posti terribili che sono le strade, i portici, che sono edifici abbandonati, perciò grazie anche per il supporto e la difesa per l'attacco che ho ricevuto da uno di loro, ma alla Mirella non è che interessi più di tanto. Il problema è centrare l'obiettivo che è quello di aiutare, iniziare a scremare chi ha voglia di integrarsi, chi ha voglia di lavorare, chi invece continua a voglia di fare niente o di delinquere o di fare quello che pensa di fare. Però io guardo l'obiettivo che è quello di aiutare tanti ragazzi, perché io ho trovato tanti ragazzi bravissimi, lo dico anche a Varnier, ragazzi che non è possibile, prima raccontavo e ringrazio Giuliano Varnier, presidente ANPI, di essere qui questa mattina, per me è un onore avere sempre ospite quando c'è Varnier, una persona competente, brava, io lo dico, non me ne frega niente, anche se Mari Varnier dice Mirella, ma lo dico e mi fa molto piacere, perché abbiamo bisogno di persone competenti. Dopo ognuno può fare le proprie riflessioni, ma quando uno parla deve essere competente. Allora Varnier, io ieri ho trovato questo ragazzo che mi ha detto, sai dove lavoro? Non mi danno neanche l'acqua, sto parlando di un lavoro nei campi, di un lavoro che inizia alle 8, 7, 8 del mattino, finisce alle 5 del pomeriggio, il cibo non c'è, visto che dicono che Mirevice hanno mangiato, ve lo posso assicurare anche bene, tutta la settimana. E poi trovo queste situazioni, perché mi stava dicendo la verità questo ragazzo. E lavorano nei nostri campi, nelle nostre colline. Allora qualcuno dirà, ma non puoi portare quell'esempio, bisogna vedere anche gli altri esempi di imprenditori bravi che danno da bere e da mangiare. Poi c'è Mattia Comparin, qui ospite, che dice guarda che è vero quello che dice questo ragazzo, risulta anche a me che ho fatto questi lavori. Allora, prima di parlare del 1° maggio, di quello che è successo, che è la giornata del lavoro,
vogliamo capire chi sono gli imprenditori che danno lavoro, cosa vuol dire avere un lavoro e cosa vuol dire un contratto di lavoro serio, perché questo prevede la Costituzione. Ecco, il rispetto e la dignità anche del lavoro. E invece quello che sta succedendo qui nel profondo nord, che è quello che succedeva nel profondo sud pochi anni fa, ecco, il caporalato, tutte queste cose qua, ma qui non si vede, non si sente, non si parla. Quando sento questo ragazzo che addirittura dice non mi danno neanche l'acqua, allora Vernier, cosa è sbagliato? È questo ragazzo che l'ha raccontata strano, oppure c'è questo mondo che voglio diventare sempre più ricco, ma per diventare così ricco devo sfruttare anche il lavoro, sennò come faccio? Meno pago, più soldi mi tengo in saccoccia, meno assumo e sfrutto, più soldi riesco ad avere. Io ho parlato, Vernier, con già imprenditore, una persona che purtroppo aveva il vizio del bere, adesso grazie a un'associazione ne è uscito, e gli ho chiesto la differenza tra gli industriali di una volta e gli industriali di adesso qual è? Sai cosa mi ha risposto? Che gli industriali di una volta erano industriali veri, pensavano alle famiglie e al lavoro. Adesso i nuovi industriali sono finanzieri, alta finanza. Lo trova giusto, Vernier? No, c'è stata, credo, iniziando alla metà degli anni 70, una trasformazione del lavoro. Sono progressivamente finite le grandi fabbriche. Io mi ricordo negli anni 60, negli anni 70 andavi davanti all'allora Zoppas, no? E trovavi 5.000 persone, andavi alla Sanremo, ne trovavi altrettante. Cioè il capitalismo italiano ha teso a trasformarsi sempre di più in qualcosa di diverso di quello che era all'inizio, cioè con una spinta, diciamo così, tesa alla qualità della produzione, ed è diventato spesso un capitalismo di tipo finanziario, seminando però in giro per il paese tutta una serie di pseudo-industriali, di pseudo-imprenditori che praticamente cercano di fare affari praticamente puntando soltanto sulla sopraffazione e sullo sfruttamento, quindi non mi meraviglio che ci siano poi questi casi di chi non dà nemmeno l'acqua, la cosa più elementare. Purtroppo questa è la trasformazione che abbiamo avuto e lo si vede anche concretamente nella capacità del paese. Ormai noi abbiamo una decadenza industriale spaventosa e questo purtroppo è quello che sta di fronte a noi. Mattia, cosa vuoi dire? Hai sentito cosa ha detto? Guardano più la finanza, i SKEI, i famosi SKEI, no? I famosi affari. Affari, io penso che affari veramente chiari, leciti, non ti fanno diventare molto ricco in tempo molto veloce. Devi andare nell'osco, devi andare, ecco, essere intrigato da qualcosa di diverso e allora diventi ricco in poco tempo, poi bisogna vedere se riesci anche a mantenerlo. E poi avere anche la capacità, perché bisogna anche avere le capacità per essere un imprenditore. Ecco, la struttura dei nostri industriali di una volta, che con la quinta elementare sono diventati grandi nel mondo, molti di loro. Però cosa facevano? Lo dico sempre, speriamo che qualcosa cambi. Tutte le mattine questa storia, Mirella, me la dico. Che facevano le case vicino alle fabbriche, perché davano l'importanza alla figura dell'operaio, della famiglia. Perciò c'era la fabbrica e la famiglia. Abbiamo dei nomi, anche il villaggio Marzotto, ad esempio Lappiani, tantissime, tanti nostri che non ci sono più, Dal Vecchio che continuava a investire su questa persona che era l'operaio. Adesso per qualcuno dire di fare l'operaio è come vergognarsi, non so, ecco, non so se la Minetti avrebbe sposato un operaio, cosa dice lei? Boh, forse, non so, magari anche, chissà, ma ecco, non pensi forse che queste figure invece dovrebbero essere valorizzate, perché sono quelle che fanno funzionare la fabbrica, la ditta.
è quella che, come dice Vernier, abbiamo una miriade di multinazionali, non sai neanche da dove, chi sono, cosa fanno, e siamo stati svenduti, ma qualcuno ha messo in condizione di svendere il paese, è stato svenduto dalla cattiva amministrazione. Prego Mattia. Penso che anche noi ci predisponiamo a farci svendere, nel senso, un po' magari ci verrà sicuramente imposto dalla società, però penso manchi anche la lungimiranza di un imprenditore a impostare o costruire un'azienda guardando non solo il guadagno immediato, ma magari strutturandola in maniera da creare un sistema, una macchina di lavoro che ti porti nel tempo ad avere una struttura solida. Cos'è il primo maggio per te? Sei un lavoratore, cosa vuol dire il primo maggio per te? La festa del lavoro, festa del lavoro. Guarda, per tanti anni non gli ho dato l'importanza che avrei dovuto dargli. Adesso è una giornata che penso a cui dovremmo dare il giusto valore per la fatica che facciamo ogni giorno per portare a casa uno stipendio, un piatto a tavola, valorizzarla, non solo è il primo maggio, andiamo a fare una vacanza. Allora, Vernier, cos'è il primo maggio nel 2026? Questa festa di ieri abbiamo visto tanta partecipazione, lo dobbiamo dire, anche in quelli che sono stati anche questi scioperi. Cominciamo a vedere che qualcosa sta cambiando, o sbaglio, Vernier? Ma ieri c'è stata questa grande manifestazione a Marghera con i 3 segretari generali CGIL, CISL. Da anni che non accadeva questo. E questo mi pare un primo segno positivo. E che cos'è oggi il primo maggio? Il primo maggio deve fare i conti appunto con questa frammentazione del lavoro e questa povertà praticamente che pesa sui lavoratori. Ci sono degli studi che dicono che il potere d'acquisto di un operaio del 1990, siamo nel 26, quindi sono 36 anni, era più alto di quello di quest'anno. E questa è cioè è vero che c'è anche tanta occupazione, come dice, ma è una occupazione povera, precaria, e quindi il primo maggio oggi tende a riproporre questo e a riorganizzare il mondo del lavoro. Pensiamo al livello appunto che dicevo dei salari, degli stipendi, delle pensioni che sono praticamente impoverite in questi anni, ma pensiamo alla questione della casa. Lanciato un piano casa in 10 anni che chissà cosa succederà intanto tra 10 anni. E l'unico serio piano casa che è stato fatto in Italia è stato fatto dalla Democrazia Cristiana, da Fanfani, tra fine anni 50 e primi anni 60, e si sono costruite una serie di case che oggi magari sono, diciamo così, da ristrutturare la gran parte, ma che allora fu un impegno sostanziale. Certo. E oggi non abbiamo più questa capacità degli imprenditori. Beh, insomma, pensiamo cosa è successo alla Fiat, insomma, la più grande fabbrica italiana. Gli eredi di Agnelli hanno svenduto tutto e hanno puntato sostanzialmente sulla finanza. Purtroppo questo è il quadro che abbiamo. E non solo gli Agnelli. E non solo gli Agnelli. Abbiamo Adriano da Campalto. Vai Adriano. Sì, intanto buongiorno a lei, Mirella, e ai suoi presentanti. Volevo dire una cosa, no? Trovo vergognoso perché ieri era il 1° maggio. Ho ascoltato i dibattiti di tutte e 3 le sigle sindacali. Sinceramente trovo vergognoso perché è 20 anni, perché da quando che siamo entrati in Europa, che noi operai o certe categorie di contratti sono stati lasciati fare con serenità, con tranquillità, soprattutto dalla parte sindacale. Allora io mi dico, ho avuto un giorno
che sono andato a un'assemblea che era venuto giù il signor Landini a Marghera, va bene? Volevo dire una mia espressione, un mio pensiero. Non mi hanno lasciato nemmeno parlare, perché giustamente se io sono iscritto, che voglio venire qui e voglio portare delle mie esperienze e cose, impara anche a essere più umile. Landini è umile come persona, ma c'è tutto il resto di dietro che purtroppo non hanno fatto molta fatica e non sono umili soprattutto con queste cose semplici, perché se io faccio il sindacalista, almeno io mi sono sempre preso le mie responsabilità, ho aiutato molta gente. Adriano, mi puoi dare una mano di qua? Adriano, io non sono mai stato fermo in ufficio o seduto, perché ho sempre detto, soprattutto alle 3 sigle sindacali, impariamo ad andare fuori da quei uffici, impariamo a ascoltare, impariamo a lottare, ma lottare vuol dire qualche volta facciamo qualche sciopero di più o ci mettiamo a Roma, che è ora di finirla, che manteniamo quei magnaci, perché li chiamo magnaci sinceramente, che io sono in Europa e mi ritrovo con un stipendio quale europeo? Quale? Tu hai detto una cosa giusta prima. Hai detto che in Germania appositamente, non so se te o dottore, prendono 5.000 euro. Qui ci fanno fare la fame e dicono non hanno mai soldi. I soldi ci sono qua in Italia, basta tirarli fuori. Come li trovano dove vogliono loro? Li trovano, hanno trovato 69 miliardi per dare a Ucraina, voglio dire, allora perché non potevano mettere i 69 miliardi per la povera gente, aumentare le pensioni, far star meglio soprattutto? Ma perché si fa sempre fatica qua in Italia a avere qualcosa? Perché c'è un'educazione giovanile, va bene, che non è molto bene istruita, che non sa come funziona il sacrificio soprattutto delle famiglie. E quando vogliono fare i politici, fanno i politici ma non sanno nemmeno qual è il problema reale della famiglia. Grazie Adriano, scusa ma devo correre perché ho tanti ospiti, ecco è caduto anche l'ospite, mi dispiace, che è il professore Blangiardo, che è un demografo, parleremo, è stato già presidente dell'Istat, adesso vediamo se riusciamo a fare il collegamento, però quello che dice anche Adriano da Campalto c'è una parte di verità. Chi è che doveva difendersi? Questi contratti, ho visto in questa settimana dei contratti che fanno rabbrividire, 3 ore, 2 ore, pagati pochissimo, c'è qualcuno che ha dato il benestare, però giustamente quando io ho i sindacati che spiegano la CGIL, la CISL, la UIL, dico guardate che c'è un mondo di sindacati, non ci siamo solo noi. Ci sono dei sindacati che voi non conoscete ma che firmano e che hanno il potere di fare questi contratti, ma non lo dice nessuno, non lo spiega nessuno, Varnier. Forse bisognerebbe anche spiegare di più alle persone a casa come si svolge anche il lavoro, le assunzioni, come vengono fatti i contratti, questi tavoli che non si capiscono, tanti tavoli ma non sappiamo mai niente dopo cosa partorisce questo tavolo, non si sa mai niente. Ecco, cosa vuole dire Varnier? Purtroppo ci sono dei sindacati pirata praticamente che hanno la funzione praticamente di fare da copertura a quel padronato che dicevamo prima, quel padronato improvvisato che vive non sulla capacità imprenditoriale di investire, di produrre in modo qualitativo, eccetera, ma vive solo sullo sfruttamento. E questi sindacati pirata praticamente fanno dei contratti che sono funzionali a determinare il profitto di questa gente. Praticamente una condizione complessiva dell'industria italiana che sta sgretolandosi praticamente. Noi se non diamo una svolta, se non ci impegniamo seriamente tutti quanti a cambiare
gli orientamenti, noi rischiamo tra qualche anno di trovarci in situazioni estremamente pesanti, insomma già ci pesa il debito che abbiamo addosso, se poi teniamo conto che non ci sono investimenti sufficienti, non c'è una imprenditoria di qualità, ma ci sono soltanto dei profittatori, dei finanzieri e poi dei pseudo industriali, e questo è il risultato che avremmo, insomma. Però Warnier, come può il cittadino difendersi? Perché il cittadino viene chiesto l'unica arma che ha, il voto, però in buona parte hanno tolto anche le preferenze, questa legge elettorale che nessuno vuole cambiare, che fa molto comodo alle segreterie, dà la possibilità alle segreterie di fare il bello e il cattivo tempo, e soprattutto la competenza delle persone. A me sta anche bene che possono mettere l'amico di merenda, tutte queste, ma almeno la competenza, quella dovrebbe essere di rigore, la competenza in un paese che, come dice lei, sta soffrendo tantissimo. Guardate che gli addetti ai lavori, avete sentito anche prima il dottor Giovanni Leoni, ma non solo lui, sono tutti molto preoccupati, gli addetti ai lavori, quelli che sanno, eppure la politica è ottimista, la politica, qualcuno dice, deve fare il suo lavoro, deve essere ottimista, sino guai. Ma la realtà, noi che paghiamo la politica, perché li paghiamo, non è che siano la gratis, Warnier, dovrebbe dare delle risposte concrete al paese, dovrebbe interessarsi del paese. Ma chi sono i politici di oggi? Ecco la differenza tra i politici di una volta e i politici di adesso, Warnier. Lei conosce molto bene la situazione, è la storia, anche la nostra storia di questo grande paese, eravamo la quarta potenza mondiale, di sicuro non siamo stati noi a diventare adesso quasi ultimi. C'è qualcosa che ha inclinato il paese ed è stata una cattiva amministrazione, una cattiva politica. E adesso ci ritroviamo in queste condizioni, ma noi le tasse le abbiamo sempre pagate, abbiamo sempre fatto il nostro dovere. Chi le paga? Il problema è che quelli che non le pagano nessuno le vuole colpire, metto dentro tutti. Nessuno ha fatto una legge per dire no, tu devi pagare, tu non puoi non pagare. I redditi li vediamo, i nomi si sanno, Warnier. Come mai né sinistra né destra né centro non ha mai avuto il coraggio di intaccare i ricchi? Perché questa è la verità. I ricchi e fa pagare sempre Scarpagrossa, che è il dipendente pubblico, che è il pensionato, che è il lavoratore. Ma innanzitutto, per quanto riguarda quest'ultima cosa, cioè quella di far pagare, è un problema che diventa sempre più complicato, perché ormai tutti i grandi possidenti, i grandi finanzieri non hanno una sede nel paese in cui prevalentemente operano, e purtroppo ci sono in Europa, all'interno della UE, dei paradisi fiscali protetti. Non occorre andare chissà dove, in Sud America, in qualche isola sperduta del Pacifico, basta rimanere in Europa. Persino l'Inghilterra ha all'interno alcune aree, no, intorno al paese dove è permesso questo. Non parliamo del Lussemburgo, la funzione del Lussemburgo, Malta, eccetera. Sì. Ma ci sono anche altri paesi, certo, che hanno questa funzione, e quindi c'è un problema dell'Europa, delle classi dirigenti europee che stanno sempre più degradando verso una situazione, diciamo così, di sostanziale incapacità di affrontare e risolvere i problemi dell'insieme del quadro europeo. E poi, per quanto riguarda l'Italia, c'è stata, ecco, io partirei da lì, c'è stata la grande crisi di metà anni 80 e primi anni 90, con le grandi ruberie che hanno fatto soprattutto alcuni partiti, non faccio i nomi perché non si inneschino delle polemiche, ma insomma chi vuole capisce, che ha portato alla distruzione dei partiti.
Mani Pulite praticamente ha dato giustamente anche il colpo di grazia, perché non si poteva continuare in quel modo. E poi i partiti sono praticamente, si sono liquefatti, si sono disciolti, insomma non c'è più quella robustezza dei grandi partiti che ci sono stati dal dopoguerra in poi. E i grandi statisti, certamente non hai più De Gasperi, Fanfani, Moro, e non hai più Berlinguer, non hai più nemmeno Nenni, Lama nel sindacato, che so, Carniti, certo, per quanto riguarda la CISL, insomma, cioè c'è una decadenza dei gruppi dirigenti, e quindi i partiti sono entità che insomma così un po' sopravvivono, ma non hanno più la capacità di rappresentare gli interessi generali della popolazione del paese. Vediamo se c'è il professor Blangiardo in linea. Ancora no? Allora abbiamo Livio da Padova, vediamo se riusciamo a parlare col professor Blangiardo. Era importante averlo stamattina, speriamo bene, perché come vedete andiamo nella luna e non abbiamo ancora i collegamenti. Vabbè, siamo in Italia. Vai Livio! Mirella, ciao, ciao. Un saluto ai tuoi ospiti. Buongiorno. Dunque, io abito a Padova, ieri ho fatto un giro per il centro città. Sì, c'erano alcune scissioni dei sindacati, ma non c'era quasi nessuno, anzi vorrei dire nessuno, proprio nessuno. Allora mi chiedo, a cosa serve il sindacato? Quale funzione ha? Ma io me lo chiedo e se sapete voi darmi una risposta, grazie. Ma te la da subito, c'era il sindacato, ma era concentrato a Marghera. Era concentrato a Marghera, perché non possono essere dappertutto nello stesso posto, Livio. Vai a vedere la mostra, io ci sono in questo polo culturale a Padova, sala Acquario, che è importante vedere le fragilità, visto che siete di Padova, andate a visitare questa mostra. Allora, Vernier, però una cosa importante da dire è che qualcosa deve succedere, perché come lei ha detto prima, mani pulite, così non si poteva più andare avanti. Io direi che anche in questo momento non si può continuare così, bisogna che qualcuno intervenga. Questo paese no, veramente non ce la farà, perché sono tutti preoccupati dall'industria, il commercio, l'agricoltura, sono tutti la Confartigianato. Eppure segnali non è che ne vediamo tante lite, tante poltrone. Adesso c'è questo caso della Biennale, ad esempio lei come vede questo caso della Biennale? Sta Russia, perché sì, perché no? Ma io tutto sommato non credo che la posizione è uno di destra e uno per carità molto distante dalle mie posizioni, ma non credo che la posizione di Buttafuoco sia una posizione sbagliata. Cioè la cultura, in parte anche lo sport, nel passato sono sempre state usate anche come, diciamo così, dei passepartout, dei modi per superare le crisi politiche. Io capisco che ci possa essere la chiusura nei confronti degli stati, ma perché non approfittare invece delle questioni che riguardano la cultura per tentare di rompere queste divisioni che oggi ci sono nel mondo e anche per superare quindi questo clima di scontro, di guerra che c'è. Quindi non vedo, diciamo così, nella posizione che ha assunto la Biennale. Io su questo ho una posizione simile a quella di Massimo Cacciari, insomma, che apprezza questo sforzo, anche se è fatto da un uomo di destra, insomma. Ma la cultura è un'altra cosa, la cultura dovrebbe essere super parte, non dovrebbe avere può essere anche uno strumento per influire sulla politica in termini positivi, e che oggi invece questo non riusciamo ad averlo purtroppo, quindi vedo
sostanzialmente la posizione di chi si mette contro questa posizione come una posizione tutto sommato limitata e sbagliata, insomma. Lorenza da Mestre, vai Lorenza. Buongiorno a te, ai tuoi ospiti. Buongiorno. Volevo riferirmi un discorso per quanto riguarda quello che è successo alla Biennale. Allora, io volevo dire che io, avendo lavorato presso i beni culturali, la cultura dovrebbe essere di tutti, a prescindere se uno è meno o non è meno, a parte che non siamo meno a nessuno, ma siamo tutti uguali, punto primo. Punto secondo, per quanto riguarda i politici, Mirella, io faccio la portavoce da un gruppo di signore che abbiamo una certa età e abbiamo anche vissuto il sindacato negli anni che era vero sindacato. Adesso c'è sempre un punto di domanda. Quello che voglio dire è che siamo oberati di tanti politici. Un pensionato non può campare con 1.000 euro e anche meno quando un parlamentare prende dai 13 ai 18.000 euro al mese. Non si è mai fatto una manifestazione a riguardo a questo. E qui chiudo perché veramente è una vergogna. Grazie Mirella. Grazie a te Lorenza. Allora, proviamo a chiamare anche il professor Blangiardo al telefono, vediamo se riusciamo ad averlo in linea questa mattina, magari anche con una telefonata se non riesce a fare la connessione. Ecco Mattia, cosa vuoi dire? Tu sei un ragazzo, lavori, ecco, fai anche lavori duri, ecco, io sono dell'idea che non ci sono lavori umili, ci sono lavori e basta. Ognuno, ecco, io sentire parlare di lavoro umile non riesco a capire, ci sono dei lavori e dei lavori diversi. Come vedi tu il sindacato in questo momento e come vedi, tu sei un lavoratore, ecco, cos'è che ti preoccupa? Allora, sicuramente parto dal salario, da quello che riguarda i salari, perché io personalmente vado a lavorare per il salario. Faccio comunque un lavoro che mi piace, però devo stare sempre attento a guadagnare il giusto, a cercare di guadagnare il giusto per poter sopravvivere. Sopravvivere, sì. Attenzione alla parola. Sì, certo. Ritengo che lo stipendio medio, almeno nel mio settore, giardinaggio o comunque nella classe operaia, ti permetta di sopravvivere. Non ti permetta di andare, di concederti quel qualcosa in più per essere, come dire, più autonomo, più libero, ma ti tiene un po' schiavo, passatemi il termine, costretto, dipendente da qualcosa, da qualcuno. Molti giovani, Mattia, mi dicono sì lavorare ma vogliamo anche vivere. Cioè non è più il lavoro visto come una volta, bisognava solo lavorare. Il giovane è cambiato, il giovane ha esigenze diverse, inutile guardare alle spalle la storia insegna, ma il futuro è diverso, è un futuro diverso che voi volete, o sbaglio? Posso collegarmi a quello che dicevi prima? Sì. Gli imprenditori di una volta erano in azienda che lavoravano assieme ai propri dipendenti. Ho avuto a che fare con imprenditori che tuttora a 80 anni sono ancora in azienda con il camice, che lavorano a fianco, non mollano. Nonostante i figli che siano subentrati nell'azienda, dico papà statene a casa, no? Sei in pensione. No, loro rimangono lì per dare la propria impronta. Sì. Forse qualcuno fa anche fatica a lasciare questa direzione ai figli, non si fidano, molti di loro fanno una fatica. Magari c'è anche questa componente. Ecco, invece io sono convinta che ci sono anche dei bravi ragazzi anche preparati, magari anche sbagliando all'inizio, ma però è un esempio che danno. Certo. È un esempio comunque che danno di costanza. Vanier, com'è la situazione anche a livello politico, questa Europa che non capiamo più se sta facendo il bene dell'Europa o sta facendo qualcos'altro? Ecco, l'Europa noi siamo stati i primi a volerla, siamo stati gli artefici, eppure tanti si rammaricano, non è un'Europa che dà delle risposte concrete, non è unita soprattutto. Prego. Sì, ormai sono 27-28 stati, ognuno fa per conto proprio, non c'è più un collante, non c'è più qualcosa
che è un interesse comune che tenga insieme questa Europa. Abbiamo visto, hanno appena liquidato Orbán in Ungheria e è saltato fuori quest'altro in Bulgaria che pare abbia le stesse posizioni e mi pare che non sia molto diverso in qualche altro paese. Purtroppo questa è la situazione dell'Europa e certamente non hai più quei grandi dirigenti e negli stati, pensiamo a quelli che sono stati protagonisti della nascita dell'Europa, De Gasperi per dire di un italiano, Schuman, altri, eccetera, eccetera. E oggi noi abbiamo avuto una fase importante dell'Europa fino a Delors, poi c'è stata una decadenza. Secondo me ci sono stati anche degli errori di fagocitare, di tirare dentro tutta una serie di paesi senza una preparazione. Pensiamo alla situazione dei paesi dell'est, insomma, sembra paradossale. Molti di questi paesi dell'est, a cominciare da una parte della Germania, la Germania dell'est, che teoricamente dovrebbero essere i più antirussi, invece oggi sono praticamente schierati con la Russia di Putin. È una contraddizione che nasce probabilmente dal fatto che quelli con tutti i limiti che aveva l'Unione Sovietica però erano abituati a uno Stato che in qualche modo proteggeva. Pensavano che l'Europa fosse qualcosa di più avanzato in questo senso e hanno trovato invece un'Europa dove è difficile sopravvivere. Lui parlava della condizione dei salari e questa è determinata dalla qualità poi e della politica da un lato, della classe politica e dagli industriali. Noi, finisco, un po' di giorni fa abbiamo avuto una iniziativa come ANPI qui a Treviso con Piercamillo Davigo, uno dei giudici di Mani Pulite, e lui diceva: ma non è che oggi non rubano, una volta rubavano e si vergognavano di rubare, adesso non si vergognano neanche più, ma continuano a farlo. No, fanno alla gara chi ruba di più chi adesso. Ruba di più. Abbiamo Giuseppe da Treviso, vai Giuseppe. Pronto? Sì, buongiorno. A me sta a cuore la Costituzione italiana, no? Prego. Pronto? Sì, prego, ti sentiamo bene. Allora, vorrei leggere l'articolo 31 della Costituzione, a tutt'oggi completamente ignorato e oggi molto molto importante la sua applicazione. Gli leggo l'articolo. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose, protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari allo scopo. Una piccola osservazione: protegge la maternità. Cosa intendeva il costituzionalista protegge la maternità? Comunque questo articolo, dalla Democrazia Cristiana a tutti i partiti, è stato completamente ignorato ed è oggi di una importanza fondamentale. Chiuso. Grazie. Sai Giuseppe, potresti aver fatto il doppiatore di Mussolini, se avevi la stessa tonalità. Guarda, se fossi in vita potresti fare il doppiatore di Mussolini, ha la stessa tonalità. La maternità, hai fatto bene a dirlo, molto importante, e soprattutto questo è il ruolo della donna, questa donna che fa gli stessi lavori dell'uomo
e agli stipendi ancora diversi, siamo nel 2026. Adesso c'è una donna al governo, in Europa ci sono molte donne, però un cambiamento per far sì che questa donna abbia gli stessi diritti, mi sembra che non ci siamo. Allora come risponde al nostro Giuseppe da Treviso? Perché purtroppo questa è una situazione reale, ma la Costituzione non è mica, diciamo così, non realizzata soltanto sull'articolo 31. Se noi prendiamo i primi 12 articoli, insomma, per quanto riguarda i diritti fondamentali, noi abbiamo disatteso molti di quegli articoli. Diciamo così, in una certa fase c'è stato un impegno, soprattutto tra gli anni 60 e gli anni 70, su alcuni grandi temi che sono dentro la Costituzione. Pensiamo alla sanità, pensiamo alla riforma dell'Anselmi, insomma, che ha per prima portato avanti questo impegno. L'abbiamo nominata nella prima parte proprio. Pensiamo appunto alla sanità, alla scuola, il rinnovamento che c'è stato soprattutto dopo la fine degli anni 60 sulla scuola, le grandi riforme che sono state fatte negli anni 70, e poi un po' di questo, un po' alla volta, è stato rimangiato, e noi oggi abbiamo gran parte degli articoli della Costituzione che non sono attuati, insomma. Sono nella Costituzione, ma sono lì scritti. Ogni tanto c'è qualcuno che si ricorda, come il signore ha citato il 31, ma insomma... Ma non vengono applicati. L'articolo 3, ad esempio, che è uno dei più importanti articoli della Costituzione, non è attuato, insomma. E le donne poi sono prima le si più parlava, perché devo correre perché il tempo è tiranno, siamo anche in chiusura, però volevo farle questa domanda che gliel'avevo già in parte fatta fuori onda. Ma qualcuno ha messo questa polpetta al presidente Mattarella per far capire che forse non è come si pensa questo presidente amato dal popolo italiano, è una polpetta avvelenata che però non fa bene? Ecco, cosa ne pensa lei? Chi è secondo lei che prima col premierato, poi con qualcos'altro, poi adesso arriva questa polpetta della grazia alla Minetti? Ma lì qualcosa è successo, sì. Insomma, e qual è l'obiettivo? Nordio o il Presidente della Repubblica? Perché ci sono alcuni giornali che stanno insinuando che ci sia una responsabilità del Presidente della Repubblica. Io non credo che Mattarella abbia delle responsabilità, credo che ci sia però un tentativo di indebolirne la figura, di metterne in discussione la sua imparzialità, insomma. Già si sono rotti le ossa sulla questione del referendum, no? E quindi dovevano trovare qualcos'altro, insomma, su cui tirar dentro Mattarella. Tenete conto che noi siamo in una fase estremamente delicata del paese. La destra in Italia non è mai riuscita, neanche nel periodo berlusconiano, ad avere la porta aperta al momento giusto per eleggere il Presidente della Repubblica. Oggi questi hanno lo stesso problema, riescono a cambiare le cose, a tentare di far dimettere il Presidente della Repubblica prima della scadenza e farebbero oggi un Presidente loro con i numeri che hanno, o altrimenti c'è l'interrogativo elezioni. Riusciranno ad avere la maggioranza come ora? Probabilmente no. Pare che stiano tentando anche di fare una legge elettorale un po' truffaldina che possa permettere loro di avere molti più seggi di quanti ne dovrebbero avere
già con questa, loro nel 22 avevano meno voti del centro-sinistra, solo che il centro-sinistra è andato sparpagliato, loro sono andati uniti e hanno avuto il premio di maggioranza, cioè questi sono gli interrogativi e purtroppo noi dobbiamo considerare che Mattarella oggi è una garanzia per la democrazia e per i valori della Costituzione e quindi va difeso. Senta Vernier, e questa sinistra che non trova la quadra, lei ha parlato molto bene, litigano ma poi fanno la quadra che è la destra e rimangono uniti. Questa sinistra che non si riesce a capire, la Schlein non va bene, la Salis neppure, le primarie sì, le primarie no, ma andando così sempre divisi e non si va da nessuna parte? Ma insomma credo che sia nel DNA della sinistra quello di complicarsi la vita anche nei momenti in cui dopo il referendum avrebbero avuto una strada molto oliata, aperta, invece hanno trovato il modo poi anche di inventarsi sta storia delle primarie. Dobbiamo pensare che le primarie che sono state fatte ai tempi di Prodi non erano state fatte per vedere se Prodi sarebbe stato o no il presidente, ma erano puramente una cosa per confermare, rafforzare la candidatura di Prodi. Oggi che senso ha fare una competizione di questo tipo? Ma le responsabilità sono un po' di tutti, io non credo sostanzialmente che, e poi insomma c'è questo problema qua del maggior partito della sinistra dove c'è questa povera segretaria che bene o male li ha tirati fuori dal pantano in cui erano giunti anni prima e ogni giorno trovano il modo di mettergli qualche paletto, qualche problema, aprirgli qualche contrasto, qualche contraddizione. Credo che insomma o il centro-sinistra complessivamente riesce a ritrovare quello spirito unitario che fu ad esempio al tempo dell'Ulivo o rischia di perdere purtroppo tragicamente anche le prossime elezioni. Che sono fra pochissimo, perché stiamo parlando del prossimo anno. Sì, teoricamente dovrebbero essere prima di settembre, ma col clima che c'è, con la Forza Italia che sente sempre più in sofferenza a rimanere in questo governo, i problemi che ci sono all'interno della Lega che non sono pochi, insomma, può essere che si arrivi anche prima, insomma, a una crisi. E Vernacci come lo vede lei, Vernier? Quello è il capolavoro di come si chiama, di Salvini, insomma, se l'è tirato dentro, se l'è costruito, se l'è lanciato e poi, insomma, quello è un personaggio di estrema destra, che insomma ha delle posizioni pericolose, non lo so, io credo anche che se la Lega non trova il modo almeno di riproporsi qualche tema delle origini, io non li condividevo, ma insomma erano un po' autonomisti, forse anche un po' separatisti erano, ma oggi non si capisce più cosa sono, insomma. Anche perché molti rappresentanti della Lega, compreso citiamo Bossi e non solo, venivano dalla sinistra, dal Partito Comunista, molti di loro, avevano le radici, erano queste le radici, ma diciamo la verità. Io dico la verità, se sento parlare il sindaco di Treviso ad esempio sulle questioni dell'antifascismo ha posizioni che condivido, se sento parlare lo stesso Zaia rispetto a queste cose qua, però ormai loro sono due partiti appiccicati insieme e ci sono di quelli che sono più fascisti della Meloni all'interno della Lega. Purtroppo questa è la situazione che abbiamo di fronte. Sentiamo Mattia Scomparin, dopo aver sentito sei a scuola questa mattina, sei in classe con il nostro Giuliano Vernier, che ringrazio sempre anche per avere la chiarezza anche di esprimere concetti politici non sempre facili. Cosa vuoi dire, Mattia? Allora, non sono
Io non sono mai stato molto interessato alla politica, proprio perché sono cresciuto che c'era Berlusconi al governo. Quando ho iniziato un attimo a rendermi conto di cos'era la politica, e ho sempre notato che, almeno questo è quello che avverto io, come dicevamo anche prima, si parla tanto, no? Tante promesse, tanti bei discorsi, però poi di concreto non si arriva mai a niente. Aiuto alla popolazione ne vedi poco. Lavorare per la popolazione, i servizi. Tanto positivi, i discorsi politici sono sempre tanto positivi, però poi non vedi i risultati? Pochi. Allora, a questo punto io chiederei ai miei ospiti, a Giuliano Vernier, se ha piacere di fermarsi ancora un pochino, vorrei parlare ancora, se non deve andare via. Parleremo anche di sicurezza, dopo avremo il generale Claudio D'Angelo per parlare anche della sicurezza del cittadino, ecco, questo controllo del vicinato. Allora andiamo in pubblicità. Siamo arrivati a più di 800 iscritti, stanno arrivando anche altre iscrizioni. Queste iscrizioni vengono comunque vagliate dai coordinatori del controllo vicinato e tentiamo di fare rete più possibile nel territorio. Il territorio di Villorba è molto vasto, quindi ben venga tutti quelli che possono mettere un occhio e un orecchio per ascoltare, per vedere e segnalare. 2 incontri con la cittadinanza organizzati dal Comune e poi il passaparola tra cittadini per contrastare furti e truffe. Villorba punta a potenziare il controllo di vicinato, una rete tra residenti ed istituzioni che funziona sia come deterrente sia per le segnalazioni che arrivano alle forze dell'ordine. Chiaramente il controllo di vicinato non si deve sostituire alle forze dell'ordine, ma è solo un tenere d'occhio la propria abitazione, l'abitazione del proprio vicino e il proprio quartiere e segnalare, che le segnalazioni hanno dimostrato che sono dei deterrenti, ma soprattutto hanno risolto anche casi con avvenuti furti. E agli occhi dei cittadini si affiancano quelli elettronici delle telecamere del sistema comunale di videosorveglianza. Telecamere siamo in completa evoluzione, noi ne abbiamo già più di 60 attive, con una control room che a breve verrà presentata con 6 maxi schermi. Stiamo investendo per implementare e chiudere il cerchio, soprattutto con i lettori targa, che sono quelli che ci fanno da varchi all'entrata e all'uscita del nostro comune. Allora saluto e ringrazio il generale Claudio D'Angelo di essere con noi, è collegato questa mattina. Qui non se ne può più tra furti, rapine, scippi, violenza minorile, controllo di vicinato, ma poi alla fine io qua ho la scaletta che se la leggo è tutta una truffa e sti finti carabinieri, ci mancava anche il minorenne che è venuto su da Napoli, ecco, per fare questa truffa. Allora, generale, cosa sta succedendo? Sta succedendo che nel mondo ci sono sempre stati i furbacchioni e la società ha sempre cercato i mezzi per difendersi. E in questo momento sta anche succedendo che probabilmente con le attuali leggi in Italia è difficile andare in galera anche se sei preso, per cui dal punto di vista probabilmente dello Stato non c'è abbastanza deterrenza nei confronti dei criminali, ma non per colpa o della forza di polizia o dei giudici. Quelle che vanno cambiate sono eventualmente le leggi. Però in attesa che cambiano le leggi, si parlava prima con Giuliano Vernier, presidente ANPI, c'è anche la Costituzione che è chiara, ci sono anche le leggi che abbiamo
Ma se non vengono applicate né quello che è scritto nella Costituzione né le leggi che abbiamo, è inutile continuare a fare nuove leggi se non siamo neanche in grado di applicare quelle che abbiamo in generale. Nella maggior parte dei casi richiede leggi per essere applicata e quindi la maggior parte degli articoli della Costituzione non sono immediatamente applicabili, ma richiedono leggi di attuazione dal legislatore ordinario. Buona parte di queste leggi di attuazione sono state fatte, non tutte, su alcune si può discutere se siano adeguate o meno, o se siano adeguate ai tempi attuali, ma è un lavoro che il legislatore sta portando avanti da 70 anni e oltre. Per quanto riguarda il discorso della delinquenza in genere, il problema non è creare nuovi reati, nuove pene, arrabbiarsi con i magistrati perché non condannano. Il problema è cambiare proprio il sistema, le leggi connesse al sistema carcerario. Perché se in Italia fino a 4 anni puoi avere la condizionale e considerando attenuanti e aggravanti, tu una volta sei beccato per furto più di 1 anno non prendi, vuol dire che deve essere beccato almeno 4-5 volte prima di effettivamente di essere nelle condizioni di andare in galera. E questo è il discorso. Probabilmente va abbassata un po' la soglia della condizionale e create anche le condizioni perché la condizionale non possa essere data più volte per lo stesso reato come era all'inizio. Solo in questa maniera la pena può tornare a essere in qualche maniera un spauracchio, scusatemi il termine, non proprio, ma comunque un deterrente per chi compie reati. Allora, adesso invece con Giuliano Vernier volevo anche ricordare questa festa che è stata il 25 aprile, questa importante giornata. Andiamo a vedere il 25 aprile a Treviso, perché sempre si parla di sicurezza. Andiamo a vedere. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via. È una festa da ricordare sempre, di essere la libertà e vivere in comune, in pace soprattutto. La libertà che dobbiamo difenderla giorno dopo giorno, sempre e costantemente. Nessuno ce la regala, nessuno. Per me sì. Rispetto agli anni passati sì. Sono figlia di un partigiano e per me è una cosa importantissima proprio da qui. Però vedo che la scuola e certe famiglie non hanno mantenuto nessun valore di quei tempi. Mio padre, me ne ha raccontate tante, erano dalla parte giusta. Purtroppo lui è morto con Berlusconi, io morirò con la Meloni. Pensi un po' per cosa ha combattuto. Dato la sua gioventù, pazienza, è andata così. Sono davvero molto contenta e fiera di essere qui, anche perché credo che oggi sia la giornata più importante d'Italia e bisogna ricordare tutti i caduti. Ciao, sono Bianca e anch'io sono super onorata di essere qua con i miei amici consiglieri e questa esperienza è stata bellissima e sono super contenta di essere qui. Io sono Jacopo e vengo dalle Mantegna, come gli altri anch'io sono onorato di essere qui e nonostante il caldo ce l'abbiamo fatta comunque. Credo che sia un'importante cerimonia per ricordare gli avvenimenti che sono avvenuti in passato e che non devono venire in futuro. Una cosa che io penso di mio padre sempre in queste feste è la passione con cui lui si avvicinava ai giovani e all'idea di trasmettere ai giovani e soprattutto all'idea che loro continuassero la resistenza in tutte le forme in cui la resistenza assume il significato di passione civile, di partecipazione, di ricerca della giustizia. È quello che mi lega di più a questo passato. Allora, il passato, Vernier, il presente e il futuro. Il passato, che sono questi diversamente giovani che parlano di sicurezza, di giustizia, di vivere in pace, in serenità, in tranquillità, ma questo lo puoi fare solo se ti senti sicuro
Qui non siamo più sicuri da nessuna parte, né all'interno delle case né fuori casa, abbiamo paura di tutto, del diverso, del colore. Com'è la situazione? Cosa servono queste feste? Il 25 aprile, ad esempio, Varnier. Beh, il 25 aprile era, diciamo così, la festa fondativa della Repubblica Italiana. Cosa serve? Certamente serve a ricordare, ma soprattutto ciò che è stato, cioè il sacrificio delle partigiane, dei partigiani che ci hanno liberato dal nazifascismo. Certamente c'è stato anche il contributo degli alleati essenziali, insomma, ma per carità, quello non lo metto in discussione. Ma ecco, queste forme di violenza, secondo me, non si risolvono, questa degenerazione che c'è nella società, non si risolvono aumentando gli anni di prigione. Oltretutto le prigioni non è che siano dei luoghi di riabilitazione, anzi appunto uno entra magari e sa qualcosa, viene fuori che viene formato anche con le esperienze che fa dentro e diventa più delinquente di quando è entrato. Il problema è questa situazione che noi abbiamo è anche per l'estrema insicurezza che la gente, i giovani soprattutto, sentono su di loro, insomma l'esperienza che diceva lui, San Patrignano, le comunità eccetera, sono il segno di questo. E il segno è anche una scuola che, anziché di essere rafforzata in modo di dare, diciamo, certezze ai giovani, scuola e poi il lavoro, questo passaggio per dare certezze. I giovani che si trovano nell'incertezza poi combinano le cose che vediamo, insomma, questa violenza che è un po' frutto della disperazione, insomma. Il 25 aprile vuole riproporre questo, insomma, il cercare le strade per costruire un'Italia nuova. Purtroppo noi abbiamo visto episodi anche non molto belli in questo 25 aprile, non tanto a Treviso, che è andata bene, c'è stata una buona partecipazione complessivamente nei posti dove si è celebrato il 25 aprile in provincia di Treviso, è andata sostanzialmente molto bene, ma in giro per l'Italia ci sono state anche tensioni, scontri violenti. Scontri e tensioni. Sentiamo Mattia cosa ne pensi di quello che hai sentito, perché alla fine si parla sempre di sicurezza delle persone. Ecco, io mi sposto per andare alla manifestazione, lascio la casa libera e poi quando entro mi trovo la casa occupata o devastata. Cioè, ecco, manifestazioni importanti, ma è sempre un problema di sicurezza, bisogna vedere da quale angolazione la guardi. E cos'è il 25 aprile per te? Prima abbiamo parlato del 1° maggio. Prego Mattia. Allora, mi collego al suo discorso, valorizzare quella che è la libertà, una giornata per poterla valorizzare e per poter magari mettere o focalizzarsi su quello che può essere mantenerla, su cosa si potrebbe fare per mantenerla, e anche perché penso che ci interessiamo tanto degli eventi esterni al nostro paese, no? Le guerre, e intendiamo la libertà intesa come guerra, però fondamentalmente siamo in pericolo anche qua a casa. Senti, tu dicevi prima che a San Patrignano ci sono 900 ragazzi che si stanno curando. Ecco, l'uso delle droghe che ti fa perdere il cervello, specialmente a questi ragazzini, queste nuove droghe sintetiche, fai da te, me le ordino su internet, tanto i soldi in qualche maniera le trovo. Non è una cosa devastante anche per la sicurezza, perché poi vediamo che questi ragazzini ne fanno di tutti i colori. Io, a dirti la verità, ho più paura del ragazzino col coltello che no che il delinquente con la pistola, perché almeno quello la sa adoperare. Il ragazzino col coltello non lo sa adoperare e diventa pericolosissimo. Anche questa è sicurezza. Prego. Allora, sicuramente una persona, un ragazzo che ha bisogno di drogarsi, di trovare del denaro per drogarsi, è disposto a tutto.
È disposto a tutto. Ma questi numeri che hai detto mediamente dovrebbero far riflettere. Dovrebbero far riflettere, però io credo sia ormai così socialmente accettato. Cioè diventa quasi normale? Sì, perché ormai è diffuso, lo vedi su internet, lo vedi in giro, perché le persone si girano dall'altra parte e per me girarsi dall'altra parte vuol dire accettare il problema. Eppure negli anni '80 c'era l'invasione dell'eroina, ecco noi abbiamo vissuto i nostri anni dove girava molta eroina, cioè sembra che qualcosa sia cambiato, io non penso che sia cambiato molto, è cambiata la comunicazione, ecco come arriva questa droga, io sono convinta che ce n'è talmente tante in giro anche a prezzi bassissimi. Beh, sono cambiate le che sostanze. anche questo sarebbe una questione di sicurezza, capire cosa sta succedendo. Sono cambiate sicuramente le sostanze, ma adesso non c'è più l'eroina, c'è il crack che sta dilagando un po' dappertutto, droghe sintetiche. Il fentanyl. Anche. Sono droghe devastanti. Almeno a San Patrignano ultimamente entrano, penso che la maggior parte dei ragazzi entra per problemi di crack. Il crack. Spieghiamo cos'è questa droga, Mattia. Il crack è una sostanza che deriva dalla cocaina praticamente. Quella che in gergo si dice la base pura, non so, della cocaina, ecco, che viene fumata. Costa tanto? Ti dà dei picchi. Non lo so perché io non lo usavo. Ma i ragazzi cosa dicono? Perché mi sembra trovi anche dosi da 10 euro comunque. Allora, generale, lei cosa ne pensa sia del 25 aprile, di questa festa importante, del 1° maggio, perché parliamo sempre di sicurezza, e soprattutto questi ragazzi che veramente stanno diventando di una violenza unica perché veramente qualcuno si è bevuto il cervello. Pensi che io ho avuto un rappresentante proprio di un'associazione importante che ha raccontato che molti ragazzi a 18 anni girano col pannolone perché si sono bevuti il cervello e non sono neanche più recuperabili. Sto parlando di 18enni. Ecco, questo controllo del vicinato dovrebbe riguardare anche quello che succede ai loro figli, alle amicizie. Ecco, forse un controllo di vicinato non solo per questi furti, per questi ladri, ma anche per quello che succede nella zona di questi ragazzini, perché veramente cominciano ad avere dei numeri e infischiarsene di tutto e di più. Prego, generale. Microfono, generale, microfono. Scusate, perché stacco il microfono tra un intervento e l'altro per evitare di disturbare. Niente, il controllo del vicinato vuole essere essenzialmente un recupero dei valori di comunità che erano tipici dei nostri paesi 50-60 anni fa. Il discorso di, come diceva lei, di guardarsi attorno, quindi non limitarsi, ecco, non è solo un discorso securitario, sicurezza, chi entra, chi esce, ma è anche proprio un discorso di vedere quali possono essere i problemi della comunità, compresi i problemi che possono esserci in una famiglia, in un giovane, e cercare di, in qualche maniera, nei limiti ovviamente di quello che è previsto della legalità, delle possibilità delle persone, di aiutare le persone che si trovano di fronte a queste realtà. Sì, però, generale, quello che preoccupa è che finché abbiamo i numeri che abbiamo per quanto riguarda anche le forze dell'ordine, non ci siamo. Bisognerà pur capire che forse la comunità deve fare come faceva una volta si faceva il controllo di vicinato, perché se tu ragazzino ti spostavi in qualche zona c'era sempre qualcuno che ti guardava e ti diceva ciao Berti, dove sei che te va da ste parti? E quando arrivavi a casa sapevano già tutto. Non è che anche questi genitori devono fare un controllo di vicinato per vedere chi sono i loro ragazzi, come si comportano e cosa fanno? Perché se no non ne andiamo mica fuori tra ladri, violenza minorile, cioè baby gang, non so neanche perché le cambiano baby gang, ragazzini di 14 anni che si permettono di fare di tutto e di più, infischiandosene di quelle che sono anche le leggi. Allora, pur che questi genitori, oltre a fare il controllo del vicinato, lo facciano anche un controllo di vicinato per vedere cosa fanno i loro figli? Ma il discorso del controllo del vicinato serve anche a far arrivare ai genitori
le notizie di quello che succede fuori o che fanno fuori i loro figli. Anche questo in qualche maniera è il controllo del vicinato. Purtroppo adesso, i genitori, sempre più spesso entrambi i genitori lavorano, quindi magari il figlio durante la giornata non è sempre sottoposto a quel controllo naturale dal fatto di vivere in famiglia che c'era una volta. I genitori da una parte, entrambi i genitori sono uno da una parte e uno dall'altra che lavorano, il figlio bene o male è libero e gestisce il suo tempo. Ecco, molto spesso manca la capacità forse di dialogo col figlio quando si rientra almeno a casa la sera, di sapere, di chiacchierare, di vedere cosa è stato, cosa hai fatto, con chi ti sei visto. Instaurare un rapporto con i figli che consenta anche di intuire, di capire quali possono essere i problemi e quali possono essere le situazioni che il figlio sta vivendo. Allora andiamo a vedere questa anziana, devo correre generale perché tanti servizi, poco tempo, a 91 anni sventa una truffa. Questa è veramente una in gamba, andiamo a sentire. Anziana, 91 anni, sventa truffa, Treviso. Loro continuavano e mi minacciavano che vengono qua a casa, io ho detto io vi aspetto. Non una telefonata estemporanea, ma l'ennesima di una lunga serie, perché quello dei truffatori è ormai un assedio. Spresiano, via Gioberti, all'apparecchio della signora Assunta, 91 anni, chiamano sedicenti carabinieri di Treviso. Solito copione, un'auto coinvolta in una rapina, soldi e gioielli da consegnare per non finire nei guai. A rispondere non è l'anziana, ma la nuora Valerica, che capisce e replica in malo modo. Come si permetta di parlare così? Io parlo come voglio, perché siete dei truffatori e a me non mi fregate, non mi rompete più. E lui qua arriviamo, sappiamo addirittura tutto, indirizzo di casa, tutto della mia suocera, di quanti anni, no? Ho detto vi aspetto qua, venti. Mi ha detto chiama 112, non ti preoccupare che so farlo. Infatti dopo che ho chiamato carabinieri. Al telefono dice senza esitazione era un italiano, l'ennesimo tentativo di raggiro, conferma. Che se fosse la prima volta vabbè ci può stare. Però una volta, 2, 3, 4 e là uno si fa una domanda. Malgrado ne abbia già respinti al mittente parecchi di truffatori, la donna ammette di essere rimasta scossa. Le informazioni che avevano, dice, dati, indirizzo, erano davvero molte. Tanta paura, infatti sono arrivati dei corrieri, si ferma, ero sempre con la paura perché non sai che può arrivare. Qui è stata la prontezza della nuora a sventare la truffa, ma non tutti gli anziani hanno qualcuno accanto. E questa mi dispiace tanto perché magari hanno un risparmio di tutta la vita, si trovano con dei balordi di genere, non è bello per niente. Se la senti di lanciare un appello? Di fare tanto attenzione, perché qualsiasi cosa che chiamano carabinieri, che è ospedale, ci sono modalità diverse di avvisare le persone, di non cascare in questa trappola, perché può essere dannosa come puoi vivere con una trauma. Generale, ma non è che forse dobbiamo fare quel passo in più di cercare di arrivare a tutte queste persone fragili, ma abbiamo visto anche non solo diversamente giovani che ci cadono, consegnano oro, gioielli, soldi, ma cosa si può fare? Ma come fai a consegnare? Prima di tutto dovete chiamare il 112, il 103, dovete chiamare il 112 o il 103, prima di tutto. Oppure chiamare un parente, un qualcuno che faccia al posto vostro questo numero e sono le forze dell'ordine. Non potete fare voi quelle cose che vi vengono in mente perché siete presi dal panico, dalla paura, che sia vero quello che vi raccontano. Generale, ma cosa si può fare? Perché veramente non ne andiamo più fuori? Tutto quello che ha detto lei, forse un'altra cosa anche più semplice e banale, prima di tutto, togliere il telefono fisso. Il telefono fisso è l'esca che
truffatori utilizzano, perché tramite telefono fisso, che sono registrati, si ottengono nomi, indirizzi e tutti i dati che la signora si stupiva che i truffatori avessero. Il telefono fisso ormai è presente quasi solo nelle case degli anziani o nelle imprese commerciali, e quindi chiamare un numero di telefono fisso vuol dire avere quasi sicuramente a che fare con un anziano. Nell'attuale società molto probabilmente avere a che fare con un anziano solo. Quindi la prima cosa da fare, secondo me, è eliminare il telefono fisso, che è il modo in cui i truffatori entrano in contatto con le persone. Allora, ormai siamo in chiusura. Allora, Vernier, cosa ne pensa lei? Controllo di vicinato, sicurezza, grandi manifestazioni, voglio partecipare, ma poi lascio. Cos'è il tema sicurezza per la politica, secondo lei? Perché non ci siamo, i numeri non li abbiamo, noi paghiamo le tasse e non ci sentiamo protetti né dentro casa né fuori casa. Forze dell'ordine sono quelle che ci sono. Prego, Vernier. Ma mi pare che questo governo abbia fatto il quarto o il quinto del decreto sicurezza, vuol dire che non hanno funzionato tutti gli altri. Ma finché il decreto sicurezza punta soltanto su un aumento delle pene, uno che ha bisogno, che so, della droga, non gliene frega nulla delle pene. No? Credo Se che ricordo, Mattia. Sono d'accordo. Aspetta che finisca. Sì, prego. Scusa. No, e quindi sostanzialmente noi abbiamo questa situazione. Si diceva dei genitori, i genitori che fanno poco, eccetera, può essere anche vero, però c'è una questione che occorre considerare. I genitori oggi hanno dei concorrenti nemici molto forti, non tanto la televisione che ormai è in disuso, ma i social. Ormai il giovane vive nei social, è influenzato nei social sta passando di tutto, le cose peggiori del mondo stanno passando nei social, questa purtroppo è la realtà e quindi occorre riorganizzare praticamente la coscienza collettiva, risolvere problemi a monte che sono quelli di dare certezza ai giovani e non insicurezza, e allora probabilmente gradualmente diminuirebbe questa situazione di degrado che oggi abbiamo. Insomma. Mattia, velocissimo un saluto perché abbiamo terminato il tempo, veloce. Allora, vi ringrazio tanto per l'ascolto e grazie per avermi invitato qui a raccontare un po' la mia storia, a farmi conoscere. E grazie a te di essere qui. Grazie Anche a lei, generale D'Angelo, l'aspetto in presenza sabato prossimo, speriamo, per fare ancora lezioni di sicurezza, perché veramente guardate che anche questa settimana io non vi ho fatto vedere tutto quello che è successo tra furti e rapine e atti di vandalismo, ma guardate veramente che siamo veramente messi male. Qua veramente la politica dovrebbe battere non un colpo ma due per la sicurezza dei propri cittadini e delle proprie comunità. Grazie. Adesso andiamo a vedere il vostro assegno, l'assegno di Mirella, ma che è il vostro assegno. Grazie. È sabato, siamo a Bassano e siamo con Tiberio Del Bra e Galdino Camello, che voi già conoscete perché loro fanno una cosa bellissima. Ogni anno regalano ai veneti schiacciati dalla crisi un assegno che è la cifra che loro raccolgono con questa meravigliosa festa che fanno. Allora, iniziamo. Com'è andata quest'anno questa festa e diciamo cos'è questa bellissima iniziativa e festa che fate? Quest'anno Mirella è andata benissimo, che fa le cose è il tempo. Le giornate sono state a favore, abbiamo avuto tanta gente, specialmente a mangiare. Diciamo come si chiama però questa festa? Festa della Madonna Addolorata, Crosara di Nove. E niente, facciamo 6 giorni di festa. 6 giorni a settimana. Perciò. Una settimana, venerdì, sabato e domenica, venerdì, sabato e domenica. E tutto è andato a favore, in poche parole, ecco. Tempo bello, gente ha risposto? Bello, ha risposto sia la prima domenica sia che la seconda domenica, perché è tempo a favore, ecco. Vengono tanta gente, specialmente Foresta, da tutte le parti, in poche parole. Che è bellissima, perché io sono stata proprio bella. Siccome che ormai da tanti anni la festa ha un come si dice, un ricavato che dopo va
In solidarietà? In solidarietà, tante cose, specialmente sul male. Insomma, abbiamo cominciato così e continuiamo ad andare avanti così. E da 2 o 3 anni abbiamo trovato il posto anche per Mirella per consegnare la busta, che questa... Eccola qua, grazie, grazie, questa, grazie. Grazie, che poi noi apriremo. Esatto. Allora, come mai così tanta gente vi segue? Perché ormai sono anni, certo che fate una bella cosa e l'iniziativa poi al finale è la solidarietà, perciò questo qua vi dà proprio merito e onore. Ma come mai avete scelto ancora una volta, avete deciso di aiutare i Veneti Schiacciati? Beh, diciamo, prima di tutto facciamo un po' del retro della festa. La festa l'hanno organizzata 44 anni fa, i nostri genitori, che adesso purtroppo non ci sono più. Noi abbiamo preso questa eredità e la portiamo avanti e vediamo che la gente partecipa, anche perché la finalità è sempre quella della beneficenza in sostanza. E abbiamo scelto, mi sembra 4 anni. 4 anni che diamo questo contributo ai Veneti Schiacciati dalla crisi, appunto per questo motivo, perché ormai la gente è iniziata 44 anni fa col discorso della bimba che doveva andarsi a operare all'estero, e da lì è partita questa iniziativa e noi altri figli abbiamo collaborato con i genitori e adesso siamo diventati ormai vecchi e abbiamo appunto fatto questa festa appunto per il fabbisogno della gente. In questi 4 anni abbiamo pensato di darli anche ai Veneti Schiacciati dalla crisi, appunto per questo motivo, perché hanno bisogno anche loro di barcare il lunario. Sì, sempre tanto. Bambini, ecco, sempre punto di riferimento i bambini. Noi abbiamo fatto la raccolta farmacie per i bambini con la Fondazione Francesca Rava. Voi bambini in primo piano. Io dico sempre che i bambini vanno aiutati, che i bambini non hanno colori, i bambini non hanno nessuna colpa e noi quando sono in grosse difficoltà dobbiamo esserci, e mi fanno piacere queste parole che Galdino hai detto. Sì, anche quest'anno abbiamo 2 bambini anche noi da dare un contributo. E naturalmente queste cose, quando si fa beneficenza, non si dice mai, diciamo, a chi si dà platealmente, diciamo. Allora è giusto, sì. Perciò oltre al nostro aiuto, la gente vuole sapere dove va i soldi. Naturalmente io faccio anche un altro discorso. La festa è andata bene perché la gente partecipa, perché sa l'obiettivo che da raggiungere finale, che è la solidarietà. Allora voi avete capito, non solo i Veneti Schiacciati, ma loro aiutano anche altre realtà, altri bambini in difficoltà, e io di questo dico grazie. Adesso apriamo la busta, perché è giusto, guardate, allora contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1.000 euro che noi rimettiamo in busta, che ritorneremo lunedì sera ai Veneti Schiacciati. Io dico grazie, un grande abbraccio, grazie di cuore a nome di tutti i bambini e tutte le persone che aiutiamo. Ecco, vedete le forme di solidarietà come arrivano proprio al cuore, perché forse siamo quelli che fanno vedere maggiormente la finalità, che è quella veramente di aiutare, e a chi diamo questi contributi. Ciao, grazie a tutti voi che avete partecipato, e ancora grazie di cuore. È arrivata anche questa busta che io naturalmente aprirò lunedì sera, perciò grazie, vedete, ecco, io la porterò a Treviso, e grazie a tutti.